Figlio mio, dove sei? Dove ti hanno portato? Io sono qui, coperta di stracci, distesa su di un pezzo di legno. Non ho più occhi per piangere, lo strazio della tua lontananza. Cade la neve e gela, anche il mio cuore che batte, sempre più piano. Dai camini vedo alzarsi un fumo grigiastro. Dimmi, lo vedi anche tu? Che cos'è? E forse è ciò che resta delle nostre povere anime, sfinite, che cercano pace tra un fiocco e l'altro di neve. Oh, poterti abbracciare, figlio mio, così freddo, così impaurito, e poi morire insieme, passando questo filo spinato che separa i nostri baci, che unisce solamente tanti lamenti. Io ringrazio tantissimo Rachele Centonze di essere qui questa mattina assieme ad Alessio Svaluto Ferro. Sono due ragazzi accompagnati dalla loro dirigente scolastica, la professoressa Angela Ferraro, che ci sarà anche poi con un'altra ragazza per spiegare l'importanza di questa giornata. Come avete sentito, avete visto Rachele e Alessio, questi bambini che cantavano ignari di quello che lo aspettava, di questa terribile fine che avrebbero fatto nelle camere a gas, nei forni, ma soprattutto l'innocenza di quell'età che per fortuna non ti rendi conto di quello che ti accade intorno. Questa poesia che ha letto Rachele è una poesia di una mamma che sa benissimo la fine che farà, che cerca di aggrapparsi alla memoria di questo adorato figlio, di questo prezioso amore che non ci sarà più. Rachele, cosa vuoi dire dopo aver sentito questa e aver letto anche questa poesia, sentito questa canzone, ma soprattutto cosa provate voi, grazie anche ai vostri insegnanti che ricordano, oggi è un giorno importante, ma non deve essere solo oggi il giorno della memoria, il giorno del ricordo, devono essere più giorni. A voi interessa sapere la storia, capire cosa è successo nel vostro passato? Prego Rachele. Assolutamente sì, perché se non si ricorda il passato non si può costruire un futuro migliore, non si può, è impossibile. Per costruire un futuro migliore si devono ricordare le stragi del passato per permettere che non riaccadano mai più, per dare un po' la consapevolezza alle persone, la pace di dire ok, quello è passato, però non è che perché è passato lo dobbiamo scordare, lo dobbiamo dimenticare, no, è assolutamente sbagliato questa cosa da dire. Dobbiamo anzi ricordarlo tutti i giorni, non solo il 27 gennaio. E non dobbiamo trovarci obbligati a ricordarlo. Deve essere una cosa che parte da dentro, perché è una cosa più interna. Non è solamente dire, ah, ok, è il giorno della memoria, quindi devo ricordare questa cosa perché mi hanno detto di farlo. No, è assolutamente incorretto. Avete sentito come parlano questi ragazzi, le parole che dicono, i sentimenti che provano, se noi li ascoltiamo, se noi li lasciamo parlare? Alessio, tu cosa vuoi dire? Allora, io dico che il giorno della memoria è importante come per lei, per ricordare e per non ripetere gli stessi errori in futuro. Quando sentite di queste guerre, ecco, di questi morti, di queste persone innocenti che non c'entrano niente con il potere, con i soldi, cosa provate voi? Cosa vorreste dire a questi politici che ancora non riescono a capire invece l'importanza e il rispetto della vita? Vai Alessio. Penso che coloro che fanno questi atti, che fanno male a delle persone totalmente innocenti, siano alquanto incoscienti e probabilmente non hanno una famiglia, secondo me, perché se non hanno nessuno che li sostiene, nessuno che gli vuole bene, finiscono per fare questi atti. Eppure sono padri di famiglia, abbiamo visto nella guerra, la storia insegna, addirittura questi uomini che uccidevano anche i loro figli, una cosa proprio straziante, incredibile. Molti dicono, Rachele, sono troppo piccoli per capire, non si può parlare di certe cose, alzare troppo l'asticella perché possiamo creare dei disagi a loro, ma il disagio grande forse è quello di non sapere quello che è successo, di non parlarne, come hai detto tu, hai detto una cosa bellissima Rachele, io non devo essere obbligata a ricordare.
non dobbiamo essere obbligati, deve esserci il ricordo, perché è un ricordo che veramente rivive da tante persone che non ci sono più, che hanno perso la loro vita per delle cose assurde, non avevano fatto niente di male, solo perché venivano da un paese diverso, un'altra lingua, un altro popolo. Prego Rachele. È straziante, sì, come hai detto, sapere che non si può parlare di certe cose ai bambini perché viene visto sbagliato. Non è assolutamente così, perché i bambini, sì, magari possono non capire al 100%, ma se vengono utilizzate le parole giuste, i termini corretti, anche i più piccoli possono capire certe catastrofi. Allora, tu sei in questa importante scuola, l'Istituto Comprensivo Coletti, con degli insegnanti, soprattutto questa dirigente, la dottoressa, professoressa Angela Ferraro, che ha una certa sensibilità, perché io delle volte dico, Rachele, chiedo anche a Alessio, io non devo essere fortunato ad essere in quella scuola, ad avere quegli insegnanti, quei dirigenti, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, sapere, essere intrigato dalla storia. Prego Alessio. Allora, comunque noi siamo fortunati ad avere questa scuola perché ci insegnano bene, ma per trovare le persone che ci insegnano bene è anche grazie alla nostra dirigente Angela Ferraro, che riesce a trovare questi buonissimi insegnanti che ci riescono a migliorare, sì, ma anche a far diventare delle migliori persone, non solo di testa ma anche più di cuore, e non farci dire queste cose cattive, non farci fare queste cose più cattive. Sai che sta emozionando la professoressa? Io la vedo da qua, si sta emozionando, ma è logico, perché il lavoro viene ripagato, l'impegno, il sacrificio. Pensate come lavorano in questi mesi, in questi anni, negli ultimi anni, poi questi dirigenti, veramente una cosa incredibile. Però poi vengono ripagati da queste parole, da questi ragazzi che dicono grazie prof di esserci, grazie di accompagnarci in un percorso molto difficile per noi, unità terribile, state crescendo. Prego Rachele, tu cosa vuoi dire? La scuola è un percorso complicato perché è il percorso che ti aiuta a crescere. Senza la scuola non si può crescere. Quindi se siamo qui per ora, grazie alla dirigente, grazie ai professori che ci hanno saputo insegnare a vivere, a parlare con le persone, e a sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato, a sapere che certe cose non si devono dire, sapere che certe cose non si devono fare, come il bullismo. Il bullismo è una cosa molto sbagliata, ma purtroppo in questi giorni soprattutto è molto presente nelle nostre vite ed è una cosa assolutamente da evitare, perché non possiamo vivere nel terrore noi ragazzi che mentre magari usciamo a fare un giro per strada ci vengano a rapinare, ci vengano a dare fastidio dei ragazzi più grandi perché si sentono importanti e perché si sentono, diciamo, pericolosi. Non pensi Rachele che un po' questa storia, le persone che camminavano per strada ignare, che venivano prese, venivano deportate senza che nessuno sapesse niente, i loro familiari non si trovavano più, cioè la storia un po' si ripete, magari con altri mezzi, con altri strumenti, ma è sempre quello, infierire sul debole, sul più debole, che non si può difendere. Cosa vuoi dire Alessio? Dico che prima di diventare queste persone, prima di diventare cattive, potevano anche essere delle persone buone di cuore. Sono le persone che hanno conosciuto magari prima di diventare persone cattive, che le hanno fatte cambiare. Magari se i genitori non gli hanno mai dato troppe attenzioni, magari pensavano sempre a loro, quindi lui era insicuro di sé. Oppure magari i professori, che veniva solo sgridato se non aveva fatto una volta un compito e si sentiva meno importante. Sono le persone che incontri per strada prima di diventare così, che ti cambiano. Cioè tu vuoi dire che tutti nasciamo buoni, poi il percorso della vita, se non sei accompagnato nella maniera giusta dalla famiglia, dalla scuola, è facile diventare cattivo, perché non hai quell'ascolto e quell'educazione, quel rispetto di te stesso se non viene insegnato. Perciò bisogna prendere per mano queste persone. Anch'io sono dell'idea,
Alessio, di quello che hai detto. Forse dovremmo prendere per mano di più tutti assieme questi ragazzi, queste persone, fargli capire che il cielo è uno solo, non è che abbiamo il cielo diviso, e forse diventare un po' più buoni tutti quanti e soprattutto saper accogliere, dico io. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Con molto piacere vedo che le scuole funzionano ancora, che sei buone scuole, bravi ragazzi, sei sulla buona strada, con potere così e da Valenzi un futuro sicuro, prima come persone, e dopo puoi stare dove che vuoi, con che testina che da avere, piena di belle robe, puoi andare in capo al mondo, e se stai fortunati a trovare una professoressa che deve insegnare quello che è la storia senza aggiuntare niente, è la storia vera e crua, basta, perché purtroppo la storia per chi che non è comoda racconta come che a voi, ma voi altri vi raccontata giusta, è una macchia che purtroppo in Italia, a parte nel mondo, in Italia e abbiamo voi in casa noi altri sta macchia, va bene. E purtroppo tanti non siamo ancora convinti, va bene, che sia stata una roba brutta. Gli altri ragazzi, guarda, con quello che avete, con l'età che avete, con i vostri sentimenti e con l'accompagnamento della professoressa del genere, potete cambiare il mondo veramente. Bravi, continuate così per fare strada e avere tante soddisfazioni dalla vita, perché quando che si fa bene la vita e ti torna sempre, ricordate, è il bene che ti fa, non ha da avere un secondo scopo, e ti torna sempre in Dio, anche magari tra 30 anni, però ti torna sempre. Bravi, complimenti a voi altri e alla vostra maestra. Ciao Mirella, oggi ti mi ha fatto un bel regalo, perché ti mi ha fatto conoscere che ancora che c'è il buon senso nel mondo. Ciao ragazzi e arrivederci. Grazie caro Rinaldo, io dico sempre che forse dovremmo ascoltare di più questi ragazzi, farli parlare, sentire cosa pensano, cosa chiedono, i loro perché, rispondere i loro sì e i loro no. Il problema è che anche questi dirigenti fanno una fatica incredibile a portarli fuori, c'è una burocrazia impressionante, però se credono nell'obiettivo ci riescono, ecco, come questa importante dirigente che è sempre sensibile. È una dirigente che mi ha aiutato, la professoressa Ferraro, a fare la raccolta nelle farmacie per i bambini che non ce la fanno, perciò lei è in prima linea sempre, comunque, poi sentiremo, perché chiuderà lei, sentiremo che messaggio vuole lanciare questa mattina da questa importante emittente di Media Nord-Est, per far capire che forse tutti quanti assieme possiamo farcela, però ognuno deve mettere la propria goccia, vero Rachele? Ognuno di noi, non c'è età per la goccia, ognuno la deve mettere, prego. Sì, magari chi è più grande in modo più appunto grande, chi è più piccolo può sempre fare qualcosa, non ci si può tirare e mettere le mani avanti, non posso fare niente perché sono piccolo, perché non le capisco queste cose, no, perché tutti possiamo capire tutto. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che ci hanno portato questi ragazzi del Sansovino, questa loro visita ad Auschwitz. Andiamo a vedere questa prima parte. Un luogo dove il silenzio pesa come un macigno, dove la memoria è intrisa di dolore e speranza. Un luogo che rappresenta il culmine dell'oscurità umana, Auschwitz-Birkenau. Qui le vite di milioni di persone si spezzano, le loro storie si riducono a numeri, i loro sogni e desideri si annientano. Nel cuore della Polonia, questo complesso non è solo un campo di concentramento, ma un simbolo del male che l'umanità è capace di infliggere a se stessa. Le baracche di legno, ora silenziose, un tempo sono teatro di sofferenza incommensurabile. Ognuna di queste mura ascolta i lamenti di chi perde tutto: la famiglia, la libertà, la vita. Eppure, in questo luogo di orrore, ci sono anche storie di resistenza e di coraggio. Storie di chi lotta per la dignità, per la vita, per non essere dimenticato. Oggi come ieri siamo qui per ricordare, per riflettere e per imparare. Non possiamo permettere che l'oscurità di Auschwitz si estingua nell'oblio. In questo momento non siamo solo testimoni,
siamo custodi della memoria. Lasciamo che le voci di coloro che soffrono ci guidino. Ci ispirino a costruire un futuro in cui il rispetto, la tolleranza e la pace prevalgano. Perché come dice Edith Brooke, io, sopravvissuta, vivo per raccontare ciò che non deve più succedere. Noi tutti dobbiamo ricordare i momenti che segnano quel periodo e che ancora oggi devono essere elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente. La deportazione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale è uno dei momenti più oscuri e dolorosi di tutta l'umanità. Il regime nazista giustifica le proprie azioni con intense campagne di propaganda. I cittadini tedeschi e i popoli occupati vengono martellati da messaggi che presentano gli ebrei come una minaccia, un capro espiatorio, accusati ingiustamente di essere la causa delle crisi economiche e politiche. Dietro a queste accuse però si nasconde un piano spietato. I nazisti, per celare il loro vero obiettivo, utilizzano un linguaggio ingannevolmente rassicurante, parlando di evacuazioni e trasferimenti per il bene degli ebrei. Danno l'impressione di offrire protezione e migliori condizioni. Tutto ciò nasconde un piano di inimmaginabile crudeltà, favorendo un clima di silenzio complice tra chi guarda ma tace. Sotto la falsa speranza di un lavoro o di un rifugio, intere famiglie lasciano le loro case, portando con sé ciò che hanno di più caro, senza sapere che quel viaggio non avrebbe avuto ritorno. All'arrivo nei campi di concentramento, ogni speranza veniva distrutta. Le stazioni ferroviarie, teatri di un'angoscia senza fine, accolgono deportati che muovono i loro primi passi fuori dai vagoni come ombre, stremati da giorni in cui il tempo sembra essersi fermato in uno spazio soffocante, senza luce, cibo né acqua. Erano persone con un nome, una casa, ricordi che svaniscono tra le crepe dei binari, avanzando tra volti sconosciuti e grida incomprensibili, ignari del loro nefasto destino. Qui devo ringraziare anche la professoressa Rita Artese dell'Istituto Sansovino di Oderzo, che veramente, come la professoressa Ferraro, ha fatto sì che questi ragazzi venissero qui, seduti dove siete seduti voi, a raccontare questo viaggio che hanno fatto. Allora, Rachele, loro mi hanno portato questa scatola della memoria con scritto non gettare. Apri e leggi un bigliettino che loro hanno scritto. Mentre poi chiederò ad Alessio di leggere un biglietto che invece hanno scritto loro, quello della prima E, e poi leggeremo, prego. Ne prendo uno. È di qua, guarda, forse è aperta. Sarà difficile anche leggere perché hanno scritto come scrivete voi, tanto piccolo, vediamo se... ma penso di sì. Prego, Rachele. Alla notizia del viaggio, in uno... Vai tranquilla. In uno dei luoghi simbolo della storia. Ero incredula, ma anche curiosa di come possano lasciare di fronte a tanta tristezza. Tuttavia questa esperienza mi ha aperto gli occhi ad una brutta storia. Conosco, da grazie alle testimonianze, la debolezza, il simbolo della tristezza che paro. Mi rimarrà impresso. Basta così. Allora, leggilo tu. Questo è il vostro, invece, che avete portato questa mattina. Prego, Alessio. Bisogna ricordare tutte quelle persone innocenti morte senza motivo, uccise da persone che si credevano superiori. Bisogna ricordare quello che è accaduto per far sì che una tragedia del genere non si ripeta mai più e persone di quella gente e portare rispetto. Leggene un altro. Mettilo da una parte, quello che così sappiamo che l'abbiamo letto, bravo. Secondo me, il giorno della memoria si dovrebbe ricordare per non ricapitare questo fatto per non far ricapitare questo fatto terribile. È un fatto terribile che ha coinvolto più di 1 milione di persone e tra cui 200.000 bambini, di cui sono sopravvissuti solo 50. Allora, Alessio, quando avete scritto questi biglietti, avete scritto, proprio messo su carta queste parole, cosa avete provato? Qual era il sentimento che veramente vi avvolgeva in quel momento che scrivevate? Prego. Sentivamo dolore perché pensavamo in quel momento, mentre scrivevamo, pensavamo a tutto ciò che era successo a quelle persone. Sentivamo anche tristezza
perché eravamo tristi, perché pensavamo, cavolo, è successa questa cosa, tic tic tic, a quella persona, immagina se succedesse a me. Quindi pensavamo un pochino di dolore e tristezza. Cioè eravate proprio concentrati su quello che scrivevate, non è che buttavate giù le parole. Poi c'era anche molta riflessione, perché pensavamo di riflettere prima di scrivere invece che scrivere una cavolata. Pensavamo una roba che sul serio era successa e non una cosa che ci era venuta in mente così. Vi capita spesso di concentrarvi su una cosa importante come questo e di metterlo nero su bianco, come si dice, di scrivere il tuo sentimento? È difficile perché io so che voi fate fatica a parlare, fate fatica a confidare anche i vostri sentimenti più intimi. Nel momento che vi viene detto scrivi il tuo pensiero, quanto importante è per voi non parlare ma scrivere, l'importante della scrittura? Allora, noi pensiamo, perché la nostra è una classe che riflette, noi ci pensiamo prima di fare qualcosa di solito. Infatti se ci fanno una domanda aspettiamo un attimo, pensiamo e poi rispondiamo, pensando che sia una roba sensata e non una roba a caso. Riesci a leggere un altro biglietto? Quando li leggi dirai a queste ragazze potete scrivere un po' meglio perché che fatica a scrivere. Capite cosa vuol dire scrivere anche quando si parla che scrivete poco, che adoperate troppo questi nuovi strumenti moderni, poi si vedono la difficoltà che fa a leggere. Prego. Rachele ce la sta mettendo tutta e io la lascio. Credo che questa è stata una delle esperienze più significative che ho vissuto finora. Mi è stato permesso di vedere con i miei occhi la realtà di un evento che ha cambiato la storia. È stata sicuramente una visita che mi ha dato molta consapevolezza e ha segnato il mio pensiero. Nonostante la tristezza portata da quel luogo, credo che c'è tanto da raccontare e imparare. Leggendo queste parole, Rachele, provi anche tu quello, loro l'hanno toccato con mano, hanno vissuto quel momento. Una ragazza mi diceva, sentivo ancora, mi sembrava di sentire il profumo, l'odore del passato. Quanto importante è toccare con mano la realtà? Toccando rivivi anche ricordi, che magari non sono neanche tuoi ricordi, ma ricordi della storia, ricordi di altre persone. E pensi, come ha detto Alessio, cavolo, è straziante sapere che qualcuno ha vissuto quella cosa, cioè io non riuscirei a viverla, non sarei psicologicamente pronto, perché è straziante stare giorni in un vagone merci di un treno senza luce. Allora guardiamo anche la seconda parte di questo viaggio ad Auschwitz. All'arrivo nei campi di concentramento, le famiglie si stringono disperate, cercando di restare unite, ma in pochi attimi ogni legame viene spezzato. Uomini, donne e bambini vengono divisi senza pietà. I padri e i figli più grandi vengono mandati al lavoro, mentre le madri e i più piccoli spesso sono condotti verso le camere a gas. Con un semplice gesto, un'intera vita insieme si cancella, lasciando nei cuori il vuoto di un addio senza parole. Il dolore di vedere un figlio o una madre per l'ultima volta brucia come una ferita senza cura, mentre la consapevolezza di non ritrovarsi mai più prende forma. Ogni frammento della loro umanità viene strappato via. I deportati sono costretti a spogliarsi di tutto: scarpe, vestiti, occhiali, perfino le protesi. Ogni oggetto sottratto racconta una storia che nessuno ascolta. Gli occhiali abbandonati sul pavimento, le scarpe che giacciono ammucchiate, le valigie con nomi scritti a mano, pieni di speranze ormai tradite. Persino i capelli vengono rasati e raccolti, ridotti a merce da catalogare. Quei cumuli di protesi, quei piccoli vestiti e quelle scarpe per bambini ricordano ogni persona, ogni sorriso, ogni vita che è stata cancellata. Sono tutto ciò che resta, brandelli di una vita che il mondo ha lasciato svanire. Questo processo è un tentativo di annullare l'identità stessa, riducendo ognuno a un numero, ad un'ombra silenziosa. La divisione delle famiglie e la perdita di ogni cosa amata non sono solo atti di violenza, ma una volontà di cancellare ogni traccia della loro esistenza. Ricordare quel dolore è un atto di giustizia per chi ha sofferto in silenzio.
per ogni mano che ha più stretto quella di un padre, una madre o un figlio. Portare viva questa memoria è l'unico modo per onorare ciò che è stato e impedire che l'umanità ricada in questo abisso di crudeltà. Nei campi di Auschwitz e Birkenau, i prigionieri vivono in condizioni di indicibile sofferenza. Ogni giorno è segnato da lavori forzati, che rappresentano un sistematico sfruttamento e una totale disumanizzazione. I prigionieri sono costretti a svolgere lavori pesanti, spesso per ore, senza mai fermarsi, in condizioni estreme. Costruiscono infrastrutture, trasportano materiali, mantengono i campi, sempre sotto lo sguardo inesorabile delle guardie. Le baracche, sovraffollate e sporche, diventano dormitori inadeguati dove i prigionieri si accalcano, cercando un angolo di riposo in spazi disagevoli. Le coperte lacerate offrono scarsa protezione dal freddo e il sonno diventa un lusso raro. I bagni, sebbene promettono pulizia, si trasformano in luoghi di umiliazione. Le docce in realtà un inganno. Espongono i prigionieri alla vergogna e alla perdita della dignità. Cos'è, Rachele, secondo te, la dignità e il rispetto della persona? La dignità è fondamentale perché senza dignità non esiste un mondo, esistono solo persone senza vita, persone senza emozioni, persone che non vivono, non sono in grado di opporre resistenza, perché talmente tanta è l'umiliazione appunto che non riesci a diciamo prendere come si può dire, a prendere la svolta, diciamo a farti valere, perché non riesci, per la paura di essere ucciso. Ai tempi era troppa, quindi era un terrore che andava fuori, andava avanti al coraggio. Alessio, il rispetto della persona, quello che sta succedendo anche in questi giorni, in questi mesi, ormai direi purtroppo, sono convinta di pochi ragazzi che infieriscono sui più deboli, chissà per quale motivo, motivi anche stupidi, per un paio di scarpe, un giubbotto. Secondo te cos'è il rispetto? Il rispetto, sì, la scuola, ma il primo anello, secondo te, dove veramente il ragazzo deve capire cosa vuol dire la parola rispetto, la parola valori? Prego. Il rispetto è una delle cose più fondamentali in un uomo, in una persona, perché se non c'è rispetto allora non puoi parlare con altre persone, cioè non è che puoi arrivare da una persona e metterti ad insultarla, non è rispetto, ti metti a parlarle e ti metti a dire belle cose, a parlare comunque a parlare in un buon modo, perché finché vai là e la insulti magari ha l'apparecchio, magari ha un neo qua che vedi proprio gigante, magari ha una parte del corpo più diversa dagli altri. Quello non è rispetto, perché magari non hai scelto tu di essere così, secondo me. Cioè, finché prendi in giro una persona per il proprio corpo, non è per nulla rispetto, perché quella persona non ha scelto di nascere così, se no tutti quanti saremmo nati perfetti. Però Alessio, tu dici questo e mi piace perché ti è venuta spontanea una parola, uomo, poi ha cambiato persona. Però anch'io noto che molti adoperano l'uomo perché è quello che fa più male. Cioè, secondo me abbiamo diviso troppo tra uomini e donne invece di parlare di persona. Però quello che veramente riesco a capire dai miei ospiti che ho, sia giovani che meno giovani, che è sempre la figura maschile che è più violenta, ecco, che ha meno rispetto, che ha meno dignità che la figura femminile. Io avevo l'altro giorno Alessandro Cestaro della Scuola del Fumetto di Treviso, dove vedevi in questi fumetti che lui ha portato, questi video, la figura femminile bella, elegante, gentile, mentre l'uomo appare sempre come molto più duro, più cattivo, più brutto. Secondo te è proprio così alla fine, anche nel 2025, che la figura maschile molte volte, non sempre, ma è molto più violenta di quello che dovrebbe essere? Guardi, Che sospirone che hai fatto, caro. Avete sentito?
Vai, Io Alessio. non la penso per nulla così, perché un uomo può nascere come una donna, che magari un uomo potrebbe essere anche più buono di una donna, come una donna potrebbe essere più buona di un uomo, come una donna potrebbe fare gli stessi atti che pensano che facciano gli uomini. Cioè, secondo me non dovresti mettere in dubbio che l'uomo sia più cattivo, la donna sia più cattiva, l'uomo sia più buono e la donna sia più buona. Dipende dalla persona, cioè se ti trovi una persona cattiva che sia maschio o che sia una persona cattiva ma femmina, non puoi dire sembra un maschio, è una persona. Però i numeri dei femminicidi la dicono molto lunga su questo, perché i femminicidi vengono fatti da persone, da maschi, da mariti, da compagni, da papà. Ed è sempre la figura maschile che ha questi numeri. Ci sarà anche qualche figura femminile, ma noi dobbiamo combattere quegli uomini che non hanno ancora capito le parole che tu hai detto: gentilezza, accoglienza, rispetto reciproco. Cosa dici, Rachele? La violenza alle donne è una cosa ormai troppo comune in questi giorni. E non è possibile, perché prima abbiamo parlato che per avere un futuro migliore dobbiamo ricordare il passato, ma mi sembra che con la violenza sulle donne non stiamo facendo passi avanti, perché ogni giorno appena accendi il telegiornale vedi donna uccisa dal compagno, marito, figlio, cognato, di tutti i colori se ne sentono. O picchiata. Picchiata, maltrattata, abusata. Proprio... Ne parlate tra di voi, Rachele, quando finite la scuola, magari che vi trovate, di questi numeri che abbiamo, perché dobbiamo anche parlarne, cercare di fare questo cambiamento maschile. Secondo te, cosa vi dite tra di voi? Cosa dite? Cosa vi raccontate quando sentite di questi fatti terribili di cronaca nera? Io a volte ne parlo con le mie amiche perché abbiamo paura. Abbiamo paura che magari non ora, ma quando cresceremo, quando diventeremo delle ragazze e ci sia qualche uomo, qualche persona cattiva che ci voglia fare del male, siamo terrorizzate a questa idea e quindi cerchiamo di farci un po' compagnia, ne parliamo, diciamo: sai, a me fa paura questa cosa, ho paura di camminare sola e andare in centro, ho paura perché vedo questi ragazzi che camminano a gruppi e io rispondo sì, anch'io, sai. C'è un po' di tensione in questo? Molta. Avete capito Molta. che loro la sentono, la tensione? Perché forse anche quello che è stato devastante è stato quello che è successo a Giulia Cecchettin. Sì. Questo ragazzo, molti dicono di sopra di ogni sospetto, questo Filippo, amico, compagno di Giulia, che mai avrebbe immaginato, anzi cercava anche di proteggerlo in qualche modo, non avrebbe mai immaginato. Secondo te, Rachele, c'è questa maschera che riescono a mettere i ragazzi, anche ragazze, di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che magari dentro la scuola si comportano in una maniera perché ci sono gli insegnanti, all'interno fai fatica, ma poi come giri l'angolo diventano altre persone, lo vedi? Molto, molto. Compagni di classe, anche magari più grandi, ma non solo, anche della mia stessa età, che dentro la scuola degli angioletti, ma per far vedere ai professori che insomma si comportano bene, poi esci dal cancello un'altra persona che diciamo ti risponde male se lo saluti, non ti saluta indietro, ma non solo, che ti ignora se gli parli, se gli chiedi di spostarsi per passare, proprio senza rispetto. Perciò c'è questa realtà. Sì. Allora Alessio, leggiamo un altro biglietto, che sono così belli quelli che ha scritto prima di andare in pubblicità, e facciamo entrare la professoressa Ferraro. Allora, secondo me la giornata della memoria è importante per ricordare il dolore e la sofferenza delle persone e dei bambini che hanno provato nei campi di concentramento. Merita di avere una giornata in cui si ricorda il loro dolore e spingo le persone a prendere con serietà la giornata della memoria, anche per non mancare di rispetto alle persone morte in quegli anni. Pubblicità.
questa giornata è importante per non dimenticare le crudeltà avvenute e ricordarsi quanto sia importante la libertà, anche se ritenuta da noi scontata, e il rispetto di tutti, anche per chi non vorremmo portarne. La giornata della memoria è importante per tutto quello che è successo, tuttavia il razzismo oggi è ancora presente in alcune situazioni. E questi biglietti sono stati letti da Giorgia Pellettiero, sempre di questo Istituto Comprensivo Coletti, per far capire l'importanza che anche loro hanno scritto, l'importanza delle parole che hanno messo nero su bianco. Allora, quanto importante è stato, Giorgia, scrivere, ma soprattutto far capire che in quel momento che scrivi, come hanno detto Alessio e Rachele, tu vivevi quel momento, quelle parole che scrivevi erano importanti perché eri stata coinvolta, eri stata intrigata come i tuoi compagni. Prego, Giorgia. Allora, sicuramente è difficile far capire che cosa si prova in questi momenti in cui si pensa a queste situazioni, a queste crudeltà che sono avvenute e comunque mettere nero su bianco, appunto, è importante perché si cerca appunto di far capire alle altre persone che cosa si prova quando si pensa a queste cose. Leggendo questi biglietti e soprattutto ascoltando anche dai filmati che abbiamo visto, dai video, queste parole di questi ragazzi che anche loro hanno visto, hanno toccato con mano la crudeltà dell'uomo, forse vi intriga di più a conoscere sempre di più, a capire sempre di più. Anche questi sono percorsi formativi importanti per voi? Sì, sicuramente. Far capire quello che proviamo è veramente importante e ci aiuta anche a noi a formarci, perché secondo me in un futuro sarà importante far capire alle altre persone che cosa si pensa in tutti i modi possibili, insomma. Grazie, grazie Giorgia. Sentiamo adesso la professoressa Angela Ferraro, l'impegno, ecco, l'importanza di fare questo percorso a questi ragazzi nella maniera giusta, nel modo giusto, saper spiegare la storia. Non è facile spiegare a un ragazzo la crudeltà. Prego, professoressa. Sì, non è facile anche perché diciamo, la peculiarità dello sterminio degli ebrei come dei gulag sovietici è la totale disumanizzazione, cioè la deliberata eliminazione dell'identità umana, cioè non è solo violenza, non è come le altre guerre, non è come si continua a usare la violenza. La peculiarità di quello che hanno portato avanti i due totalitarismi è la disumanizzazione, cioè lo scopo era togliere umanità agli esseri umani ed è, come dicono alcuni storici e filosofi, la dimostrazione che esiste il male assoluto. Poi insomma c'è stato anche un dibattito sul male assoluto, la banalità del male nel caso dell'obbedienza agli ordini per compiere determinati atti. Non è facile perché non è pura cattiveria e il male assoluto esiste. E questo è un dibattito, sono tutti, come dice Alessio, forse un po' ingenuamente, persone che per determinate ragioni diventano cattive, provocano violenza o diventano bulli, o esiste il male assoluto? È ovviamente una domanda senza risposta. Nel caso dello sterminio degli ebrei era un male assoluto perché era la deliberata disumanizzazione portata avanti da persone che agli ordini di avevano abolito totalmente il loro senso critico, quindi non è che loro o le SS erano esseri umani, se l'erano tolti il senso critico, loro stavano adempiendo, così si giustificavano nel famoso processo Eichmann, stavano obbediendo a un ordine, ma in quel momento tu ti sei tolto l'umanità nel compiere l'atto di disumanizzazione di un altro, quindi era una totale, totalitaria assenza di umanità da una parte e dall'altra, quindi è talmente peculiare come episodio che è impossibile non ricordare. La memoria ha un senso, fosse anche per il rituale del giorno annuale, non ha importanza, i rituali esistono, le cerimonie esistono, i riti fanno parte delle culture e che ci sia il rituale della memoria come il giorno del ricordo è importante perché in qualche modo, anche se in quel momento, c'è sempre la memoria storica per la peculiarità di quei fatti. Non pensa però, professoressa Ferraro, che forse è la crudeltà dell'uomo che in quel momento esce tutta nella più cattiva
cattiva, ma proprio cattiva delle forme, perché tu puoi anche imprigionare una persona, tu puoi farlo, ma c'è modo e modo. Perché questa crudeltà verso un essere che non si difende, che è inerme, che non può difendersi? Perché infierire così? Vuol dire che dentro di te c'è questa crudeltà. Io non penso che tutti riescano a fare questo. È impensabile che una persona diventi proprio così una belva umana proprio di fronte a questi bambini, a questi anziani che potevano essere i loro genitori, i loro nonni. Cioè la crudeltà, ecco, la crudeltà che vediamo anche oggi, professoressa, perché forse con altri mezzi, ma vediamo gli stermini ci sono anche adesso, è inutile che ce la raccontiamo. E questi ragazzi, secondo lei, professoressa, sentono questo? Forse diventano anche loro così arrabbiati proprio per gli esempi che vedono o no? Prego, professoressa. È un po' complessa la questione, diciamo che non ne faccio un problema di singolo essere umano, che preso singolarmente anche il ragazzo bullo o il ragazzo che commette degli atti, diciamo, si pone in un certo modo. Il problema è la massa, il problema è mettere l'individuo in un gruppo o in una sensazione di protezione di un sistema totalitario da un punto di vista di esercito, di sistema politico, roba del genere. Tornando ai ragazzi, è il gruppo che ti fa abbassare il senso critico, la coscienza morale, i freni inibitori e ti senti più autorizzato a fare delle cose che non faresti magari singolarmente. Poi ci sono altre questioni come quello che avete citato prima, per esempio dei casi di femminicidi eccetera. Allora lì la ragione è parzialmente anche l'individuale, anche se lì, diciamo, la legittimazione dell'atto passa anche a livello sociale. Continuare a parlarne fa bene da un certo punto di vista, ma crea un pericoloso fenomeno che è l'abituazione. Io mi abituo a sentirne parlare e la cosa diventa sempre meno anomala. Ha fatto bene a dirlo, perché io mi abituo, non parlo più di persone ma ascolto i numeri, non vedo più il problema qual è, perché sento solo dei numeri che cominciano magari anche a darmi fastidio. Io ho ricevuto delle telefonate, Giorgia, di persone che hanno detto basta al papà di Giulia, non ne possiamo più, basta. Io ho ricevuto queste telefonate in diretta, ecco, la devono smettere di essere sempre in prima linea. Tu cosa vorresti dire, Giorgia? Secondo me invece è importante parlare di queste cose, perché parlandone tutti possono saperle, tutti possono conoscere e così si spera, insomma, che non ricapitano, insomma. Però i numeri che ci sono al giorno d'oggi sono veramente devastanti. Vi preoccupano questi numeri, Giorgia? Sì. Come sono i ragazzi quando voi vi incontrate, parlate? Noi abbiamo visto e sentito Alessio, ma non sono tutti come Alessio, anche se poi, come dice la professoressa, quando li togli dal gruppo e li gratti un po', sono come neve al sole che si scioglie. Però vi fanno paura, come ha detto Rachele, uscire e vedere certi gruppetti, cerco di evitare, proprio così, Giorgia? Sì, è vero. Quando si esce sicuramente ci sono quei gruppi che quando li vedi dici ok, devo stare lontano, mi fa, insomma, fa anche un po' paura. Magari non è veramente così da avere così tanta paura. Brava. Però quando sei lì, insomma, non pensi, cioè pensi subito che hai paura e non vai lì a dire ok, forse non devo essere così preoccupata, ma... E allora sai cosa ho fatto io? Adesso lo dico anche alla professoressa Artese. Io ho una famiglia meravigliosa che fa anche volontariato per noi, anche al Banco Solidale. Sono 3 fratellini che questa famiglia meravigliosa ha adottato, non li ha divisi, li ha portati a casa tutti e 3 dalla Russia, e Lisa, la seconda, non parla, sente ma non parla e ha molte difficoltà anche a scuola perché ci vuole l'insegnante di sostegno, i numeri non ci sono. Praticamente ho dovuto prendere un avvocato e finalmente Lisa è riuscita ad andare a scuola. Però Lisa avrebbe piacere di stare insieme ai ragazzi della sua età, ormai ha 14 anni, sente questa necessità, però purtroppo il percorso della vita per Lisa è terribile, nonostante quello che ho passato per la burocrazia, professoressa, per un assieme di cose. Allora, voi sapete che noi abbiamo questo grande Luna Park a ottobre, alle fiere di San Luca,
dove io con la mamma, i genitori e i fratelli di Lisa sono andata. A un certo momento eravamo seduti a mangiare qualcosa e Lisa ha chiesto che lei voleva stare assieme ai ragazzi, voleva stare assieme con i ragazzi della sua età. Allora ho detto va bene, andiamo. Io e lei siamo andate e sono andata proprio da quei gruppetti che tu dici che mi fanno paura. Sono andata proprio là, tanto è vero che più di qualcuno mi ha detto ma dove vai Mirella, ma dove la stai portando? E io ho detto, quando appunto avvicinavo Lisa a loro, dicevo ciao ragazzi, questa è Lisa. Lisa non parla ma sente e voleva conoscerli, voleva salutarli. Sai cosa hanno fatto i ragazzi, i vari gruppetti? La prima cosa l'hanno accarezzata, un gruppo. Un altro gruppo invece l'ha abbracciata. Lisa era strafelice. Lisa ha detto alla sua mamma io voglio venire tutti i giorni qua mamma, io voglio venire tutti i giorni qua. Tu non hai idea mamma cosa ho provato in quei momenti perché sono stata accettata mamma, mi hanno toccato. Ecco il bisogno Giorgia di essere toccati, di sentire quel calore che voi lo fate perché voi vi abbracciate quando vi vedete, o sbaglio? No, sì, è vero. Eccolo qua. Perché vi abbracciate Giorgia? Perché è importante sentire la vicinanza tra le persone, è importante sapere che quell'altra persona che hai vicino ti capisce, ti sente e capisce quello che provi e quindi è importante avere questa vicinanza. Professoressa, cosa dice? Questi ragazzi vestiti in maniera molto strana, sono i cattivi, sono i peggiori. E loro invece hanno accarezzato Lisa, l'hanno abbracciata, gli hanno detto ciao, come va? Questi sono... Vuol dire che il tentativo di come dire, tirar fuori o suscitare nei ragazzi l'empatia può esistere ed è quello che proviamo a fare con le iniziative che ogni tanto racconto. Non a caso anche Giorgia è una peer tutor, cioè questo progetto straordinario di ragazzi che aiutano i loro pari. E qual è lo scopo? È l'antibullismo, cioè il tentativo di suscitare l'aiuto. Se io ti aiuto non mi viene da umiliarti, cioè l'empatia, il suscitare l'empatia, mettere i ragazzi a lavorare con gli altri, cercare di tirar fuori l'umanità di cui parlavamo prima, è l'unica strada per toglierli dall'ebbrezza del finto potere che può derivargli dalla violenza di gruppo, del gruppo. Ma non sembra forse che loro difendono anche una certa fragilità? Per forza sono fragili, altrimenti non andrebbero a rompere le scatole a qualcuno. Se io sono a posto con me stesso non mi viene spontaneo, non mi viene. È chiaro che è la cifra di una fragilità, è la ricerca di un senso di onnipotenza strano, di una sorta di protezione. I ragazzi sensibili che mostrano un'intelligenza emotiva, che hanno un'empatia, che sono curiosi, che vogliono crescere, vogliono fare esperienze della vita, che vogliono aiutare gli altri, ci sono però. Ne avete visti alcuni qui, ma ci sono, certo. Ce ne sono tanti, non sono la maggior parte quelli, la maggior parte sono questi. Ma soprattutto anche, professoressa, è capire che forse sono loro che devono fermare questi ragazzi, sono loro che forse dovrebbero abbracciare questi ragazzi invece di aver paura. Cosa dici Giorgia? Avresti coraggio di andare su un gruppo e come ho fatto io di abbracciare un ragazzo così anche se non lo conosci e dire ciao, come ti chiami? Forse non l'abbraccerei subito, ecco. Perché c'è la paura, Giorgia? Sì, ma anche perché non lo conosco. Quindi cioè, alla fine sì, è la paura perché se tu non conosci una persona hai paura che possa essere qualcuno che ti potrebbe fare del male o comunque... No. Non essere gentile con te, insomma. Un po' di cautela. Sì. Un po' di cautela suggerisce la prof, non come Mirella, che Mirella è andata via dritta senza sapere cosa poteva accadere, però io non ho paura, ecco, vedi, io non ho mai avuto paura, Giorgia, nella mia vita. Me ne sono capitate tante, anche sono stata assalita alle 3 del pomeriggio da 7 ragazzi, 7. Mi hanno tagliato il braccio, avevano il coltello. Mi è andata bene perché li ho sfidati, perché non ammettevo che dei ragazzini che potevano essere i miei figli potessero arrivare a tanto. Eppure in quel momento, hai ragione anche tu, in quel momento non ho visto persone, ho visto solo una freddezza, un gelo terribile, ho visto degli occhi di ghiaccio che in quel momento non avevano una persona ma avevano qualcuno da depredare, da togliere.
e soprattutto ho visto che bisogna prenderli per mano, bisogna fargli capire anche che non hai paura, che devi affrontare. Lo so che molti dicono guardate che bisogna anche stare attenti, sì è vero, ma non dobbiamo neanche avere tanta paura, come giustamente ha detto anche la professoressa, mi permetto di dirlo, che si è molto arrabbiata per questi coltelli che sembra girino facilmente, non era il suo pensiero, ma come tanto lavoro svanito, perché il messaggio che arriva girano tutti coi coltelli. Prego professoressa, io lo so che lei si è molto arrabbiata, prego. Certo, perché io capisco che in qualche modo, io non capisco tra l'altro come fa ancora a far scalpore, cioè il bullismo esiste, è un fenomeno, va affrontato benissimo, non sulla pelle della scuola, perché è una delle poche istituzioni che fa di tutto per combatterlo, prevenirlo e cercare di formare delle persone umane in formazione, scusate il gioco di parole, perché quello che cerchiamo di fare, lei prima ha citato gli esempi positivi, attraverso lo sport, attraverso i progetti di peer education, noi cerchiamo di formare dei ragazzi che siano da catalizzatore, esempio e contagio per gli altri, quindi c'è uno sforzo pazzesco e se ci sono stati episodi nel passato, ci possono essere episodi, sono episodi, non ci sono i coltelli a scuola. È un titolo fuorviante che ovviamente mi ha fatto infuriare, perché non è così. C'è anche la tendenza ad ingigantire qualcosa per creare un clima di paura che non è lontano da altri fatti storici. Non possiamo avallare un clima di paura. Come diceva lei, noi non dobbiamo avere paura. Diciamo che noi adulti siamo un po' più strutturati, i ragazzi sono in formazione, li si deve accompagnare in un percorso di forza, nel contrastare e nel comprendere che c'è la fragilità dell'altro. Anche la gelosia patologica di un ex compagno, di un ragazzo che ti vuole in qualche modo imprigionare in un rapporto morboso, anche lì è la cifra di una fragilità. Io non ti vedo nella tua identità, cerco di oggettificarti, cioè non so se anche lei lo sta notando, ma il comune denominatore è sempre l'identità fragile. Quando invece l'identità c'è ed è forte, sia di individuo che di contesto, allora si riescono a contenere fenomeni di disumanizzazione ed è quello che noi come comunità continuiamo a fare. Non è che forse, professoressa, anche a scuola, forse questi ragazzi devono imparare ad abbracciarsi di più, a toccarsi di più, ma nel senso buono, toccare veramente quello che è il loro sentimento. Ecco, l'abbraccio è un sentimento, l'abbraccio crea emozione, loro hanno bisogno di emozioni, o sbaglio Giorgia? Quando c'è questo abbraccio vi emozionate, vuol dire che sei accettata, ti voglio bene, sono un tuo amico, una tua amica. Quanto importante è l'emozione, Giorgia? È importante, moltissimo, è veramente tanto importante sentirsi accettati e appunto con questo abbraccio ci facciamo capire che tra di noi ci capiamo, che ci accettiamo, che in un certo senso proviamo la stessa emozione in quel momento. Avete bisogno di emozioni? Ne provate poche, Giorgia? Parlo in generale, naturalmente, non personale. No. Cioè le emozioni fanno parte della quotidianità oppure è difficile emozionarsi durante la giornata? Di solito per emozionarsi serve un fatto, cioè serve che accada un fatto speciale che sia diverso dalle solite giornate e quindi ci emozioniamo, sì, però non spessissimo, non ogni giorno forse. Non ti emozionate quando entrate a scuola? È un'emozione entrare a scuola, magari anche non so, non tanto positiva, ma è un'emozione, specialmente quando non hai studiato, quando sai che devi affrontare, non ti emozioni? Sì, in effetti sì, è solo che dato che andiamo ogni giorno a scuola appunto, è una cosa che c'è ogni giorno e quindi non si prova più quella Però emozione. se non hai studiato diventa... Se non ho studiato sì, diventa... ma non è che non studio ogni giorno, ecco. Quindi... Ma studiate tanto, come vedi la realtà? Siete molto attenti alla scuola, vi piace? Parlo in generale naturalmente, Giorgia, cosa senti dei tuoi compagni? Sicuramente c'è sempre quella materia che ti piace di più rispetto a quell'altra. A te, ad esempio, qual è la materia? Storia. La storia, moltissimo. vedi? Non a caso sei qui, vedi? Che poi vieni premiata, vedi? Prego. E appunto c'è sempre quella materia che ti piace di più, che hai più piacere quando la studi, che magari ti riesce più facilmente, quindi preferisci. E poi c'è sempre quell'altra materia che invece
proprio non si riesce. Che non diciamo. Allora, professoressa, l'emozione nella scuola, quanto importante è capire anche che dovete emozionare questi ragazzi? Voi l'avete fatto con questi biglietti che lei ci ha portato, che io leggerò tutte le mattine, riuscite a capire che loro in questo momento particolare anche della storia, di questo cambiamento culturale che è in atto, non c'è niente da fare, nessuno può fermare questo cambiamento culturale, però forse grazie alle emozioni riusciremo a vincere l'empatia, a vincere tante cose che circondano anche questi ragazzi, purtroppo dico io, tante cose, ma alla fine pensate, lo dico anche a Rachele e Alessio, che ho fatto un test ai ragazzi che sono venuti qui davanti alle telecamere e ho chiesto loro le 3 cose più importanti per loro e sono uscite dall'1 al 3 cose che nessuno dei miei ospiti avrebbe immaginato. Vediamo con voi, ad esempio al primo posto 3 cose, sentiamo poi anche Rachele e Alessio, 3 cose più importanti per voi, quali sono? Per te intanto. Al primo posto cosa metti? La mia famiglia e il sostegno che mi dà la mia famiglia. Secondo? Di tutto quello che faccio. E secondo il mio sport, il nuoto. Ok. E terzo? Non so, forse conoscere cose nuove. Rachele? Poi io lo dico anche se non ti sentono. Primo posto? L'affetto, ricevere e dare affetto. L'affettività. E Secondo? mia madre. La famiglia praticamente. Terzo? E la mia casa dove sono cresciuta. Sempre famiglia comunque. Alessio? Allora, al primo posto gli amici, perché non potrei vivere senza i miei amici. Al secondo posto le mie passioni, quindi che ne so, lo sport, la musica, ascoltare e basta, o altra roba. E al terzo posto la famiglia. Allora i ragazzi hanno detto al primo posto la famiglia, al secondo la scuola e al terzo posto l'amicizia. Condividi? Forse sì. Perché alla fine anche il fatto di voler conoscere nuove cose è andare a scuola in un certo senso. Meno male. Ovviamente, sì. Professoressa, cosa dice di questo test che ho fatto così, ma che hanno fatto capire chi sono questi ragazzi? Alla fine dove vanno? Vanno famiglia, scuola, amicizia. Ecco, queste sono le 3 cose importanti. Che fanno esattamente parte della costruzione della loro identità, la tana da cui si arriva da cucciolo, la ricerca del mondo esterno attraverso il gruppo dei pari e la scuola e la curiosità di fare esperienze nuove con un piccolo senso di sicurezza che dà l'affettività. Quello che volevo sottolineare quando prima le ha fatto la domanda a Giorgia è che anche in macchina lei mi raccontava cosa aveva provato ad affiancare una ragazza fragile come peer tutor. Beh, quello credo sia stato un po' emozionante, credo che abbia suscitato in lei, sono esperienze nuove, quelle di affiancare un compagno in difficoltà o che arriva da un altro paese e non conosce la lingua italiana. Questi ragazzi hanno fatto anche questo. Credo che quello sia stata una grande... Non lo so Giorgia se mi sbaglio, ma per loro un'opportunità non solo di mettere in campo l'intelligenza emotiva, che è l'unica arma a disposizione da un punto di vista sociale per combattere il dilagare delle differenze. Anche, vero? È un'arma vincente ed efficace, ma anche un certo emozione o empatia. Non è stato emozionante? Sì, infatti secondo me il percorso che ho fatto non è stato importante solamente per la persona che ho aiutato, ma anche per me. È stato molto importante per me perché ho imparato moltissime cose e anche ad aprirmi di più con le persone, a parlare in modo diverso, ad esprimermi in modo diverso perché all'inizio non conoscevano l'italiano ovviamente, quindi bisognava parlare in modo diverso, comunicare in modo diverso e quindi sì. Comunicare in maniera diversa, ecco, i gesti sono anche una comunicazione. Sì. Io dico sempre, professoressa, che io metterei la lingua dei segni all'interno della scuola. Io capisco il francese, l'inglese, il tedesco, il cinese,
ma io penso che la lingua dei segni dovrebbe essere una lingua importantissima, obbligatoria, perché può capitare a chiunque di diventare fragile in un certo momento e di aver bisogno di questa lingua, che una volta, tanti anni fa, si faceva a scuola. Io mi ricordo che c'era questo alfabeto muto, lo chiamavano, no? Che ti dava però capire l'importanza anche di questi segni. Ecco, i segni, i segnali, i momenti, le emozioni, questi ragazzi che vivono questa giornata, molti di loro senza queste emozioni, senza affetti. Pensate, io non ho questi genitori, non ho questa famiglia, non ho una scuola che mi capisca. Quanti ragazzi io sento che mi dicono non sono capito a scuola, mentre i suoi dicono l'incontrario. Allora io dico sempre, cerchiamo di capire anche chi sono questi ragazzi, perché io purtroppo parlo con loro, molti di questi, io faccio anche dei percorsi con loro e hanno dei vissuti terribili, quasi tutti, quasi tutti. E perciò io penso che anche la scuola deve riuscire, ecco, tramite anche il provveditorato, il provveditore, a dare un messaggio molto più importante. Non c'è solo la didattica, ci deve essere qualcos'altro. Capisco l'importanza della didattica, però hanno bisogno anche di qualcos'altro, sono troppo soli, poco ascoltati, parlo in generale naturalmente, non del suo istituto, e questo non fa bene perché già ne abbiamo pochi, dobbiamo coltivarli bene questi pochi, professoressa, prego. No, c'è una certa sensibilità anche da parte dell'ufficio scolastico, sia del Veneto che di Treviso. Per esempio l'ufficio scolastico del Veneto ha delegato l'ufficio di ambito di poter fare dei percorsi di orientamento per le famiglie. Io stessa sono stata coinvolta negli incontri con i genitori, li abbiamo fatti. Nel mio incontro erano 103 genitori, che chiaramente fa piacere per l'operatore che fa l'incontro, da un'altra parte fa riflettere sul bisogno che c'è anche delle famiglie, e non tutti hanno delle famiglie dietro, non c'è sempre l'interlocutore, o se ci sono dei genitori a volte avallano il comportamento del figlio, come ho detto in più occasioni. C'è un'eterogeneità di comportamenti, ma quando c'è il legame tra scuola e famiglia di solito problemi non ci sono, e noi non possiamo sostituirci a tutte le agenzie sociali, tutti devono fare, diciamo, il loro ruolo e la loro funzione. Noi credo di fare noi facciamo del nostro meglio, abbiamo un contesto sociale che ci permette di fare delle cose, perché appunto tutte le associazioni che collaborano con noi ci permettono anche di offrire loro delle iniziative sportive, teatrali, di coding, di empatia, cioè qualsiasi cosa li aiuti a sviluppare quell'intelligenza emotiva e quello stare con i propri pari in maniera efficace, opportuna, che gli innalza l'autostima, non che si sentano umiliati. Noi lo facciamo, ma lo fanno. La scuola ancora, diciamo, funziona in senso generale, diciamo, la maggior parte delle scuole ci sono e che non sono sempre così tanto supportate. E se lo dice la professoressa Angela Ferraro dobbiamo anche crederci, perché avete sentito, ha parlato con il cuore, ha messo nella bilancia tutto il lavoro che viene fatto da questi dirigenti, dagli insegnanti. Ecco, pensate anche a queste maestre, quei piccolini, quanto impegno, quanto lavoro, quanto sacrificio perché questa piantina riesca a stare dritta, a crescere bene. Allora Giorgia, ci leggi un altro pensierino prima di lasciarci? Questa giornata è importante per ricordarsi di non discriminare o emarginare nessuno, per alcuna ragione, perché siamo tutti esseri umani e in quanto tali abbiamo tutti gli stessi diritti, dato che siamo tutti uguali. Grazie veramente, grazie a questa bravissima ragazza Giorgia Pellettiero che è stato con noi, ma ringrazio anche Alessio Svaluto Ferro, Rachele Centonze di essere stati con noi. Un messaggio che professoressa vuole dare questa mattina, una giornata importante, ma come dice Rachele non deve essere solo questa giornata obbligati a oggi a ricordare, noi dobbiamo ricordare sempre e comunque. Prego. Il messaggio è sempre quello che do sempre, che lo sviluppo dell'empatia contrasta ogni forma di disumanizzazione e noi dobbiamo unirci come comunità nell'empatia
nello sviluppo negli altri e nel batterci perché i nostri figli abbiano un contesto migliore di quello che magari ci siamo lasciati alle spalle. Come sarà la giornata di oggi? Che percorso farete? In questo momento, mentre noi siamo qui, tutti i miei plessi di ogni ordine e grado stanno facendo delle letture, alcuni tratti dal diario di Anna Franco, da altri testi, stanno vedendo spezzoni di film e c'è anche una rappresentazione teatrale alle scuole medie dove cercheranno di mettere proprio in atto, in una rappresentazione teatrale, dei pezzi che hanno a che fare ovviamente con la deportazione degli ebrei. Perché? Perché solo in qualche modo, un po' interpretando, riesci a cercare di collegarti emotivamente con qualcosa che cronologicamente è lontano da loro, quindi cercare di andare, come nel filmato che ha fatto vedere, nei luoghi, cercare di sentire gli odori, i silenzi, perché immagino tutti quelli che ci sono stati mi hanno raccontato del silenzio assoluto che si sente, un silenzio che rimbomba, quindi in qualche modo cercare di avvicinare attraverso anche delle capacità percettive, come nel caso della rappresentazione teatrale che stanno facendo in questo momento i loro compagni a scuola, li può aiutare ad avvicinarsi a queste memorie storiche. L'ultima cosa che chiedo a Giorgia Pellettiero: è importante essere qui, parlare davanti alle telecamere? Vi emoziona questo? Avete piacere di parlare? Sì, sicuramente mi emoziona. È importante parlare di queste cose per farle conoscere a tutti e secondo me è importante anche che le altre persone capiscano il nostro punto di vista. Grazie cara Giorgia, grazie anche agli altri ragazzi, state con noi, veramente grazie professoressa, veramente grazie. Avete capito anche l'impegno che ci mettono per emozionare questi ragazzi, i nostri ragazzi e anche le nostre famiglie. Pubblicità. Le razioni alimentari sono misere, mentre la fame diventa un compagno costante, avvilendo la forza e le speranze. Le condizioni di lavoro sono disumane. La disumanizzazione dei prigionieri è un obiettivo chiave del regime nazista. Uniformi a righe, rasature forzate e i numeri tatuati sui bracci cancellano la loro identità. Ogni uomo e ogni donna è ridotto a un semplice numero, trasformato in uno strumento di lavoro, in un oggetto privo di valore umano. Le punizioni per chi non obbedisce sono brutali. Bastonate, torture fisiche e umiliazioni quotidiane sono la norma. Il terrore si fa strategia per mantenere il controllo su un'umanità già ferita. Ogni giorno è una lotta contro la paura costante. Le celle di punizione, conosciute come celle del silenzio, sono stanze buie e anguste, dove i prigionieri vengono rinchiusi per giorni, privati di cibo e acqua, e presentano un tormento psicologico e fisico, progettato per spezzare anche il più forte degli spiriti. Le torture fisiche si manifestano anche attraverso esperimenti medici inumani, condotti da medici come Joseph Rudolf Mengele. I prigionieri diventano cavie per teste su farmaci e procedure chirurgiche, spesso senza anestesia. Le sofferenze inflitte sono inimmaginabili, lasciando segni indelebili nelle loro vite. Il muro del pianto si erge come un triste monumento alla brutalità del regime. Qui i prigionieri vengono fucilati in pubblico, come monitoro per chi osa opporsi. La paura della morte è sempre presente. Ciò crea un'atmosfera di angoscia e disperazione. Molti assistono impotenti all'esecuzione di amici e familiari, traumatizzati da una violenza che non conosce limiti. La morte era una presenza costante e oppressiva, un'ombra che aleggiava su ogni aspetto della vita quotidiana dei prigionieri. La stragrande maggioranza degli ebrei deportati nei campi non sopravvisse. Al loro arrivo venivano immediatamente indirizzati alle camere a gas, dove aveva luogo lo sterminio tramite gas letali come lo Zyklon B. La morte arriva in pochi minuti, tanto che alcuni prigionieri si rendevano conto di ciò che stava accadendo quando ormai era troppo tardi. La morte dentro il campo si presentava in diverse forme. Molti morivano a causa di malattie e mancanze di cure mediche. La diffusione del tifo avveniva rapidamente e aggravava la situazione nei dormitori. L'igiene era praticamente inesistente e nella maggior parte dei casi la morte era provocata dalla quasi totale assenza di cibo e acqua sufficiente. La brutalità delle guardie e le punizioni che infliggevano, per trasgressioni anche minime,
erano spietate. Molti venivano uccisi in modo sommario, senza processi o giustificazioni. Le esecuzioni pubbliche, spesso al muro del pianto, servivano non solo a eliminare i dissidenti, ma anche a instillare paura tra i prigionieri. Ogni mattina i prigionieri si svegliavano con la consapevolezza che il loro destino era appeso a un filo sottile. Non vi era rispetto per i morti. Bruciavano i corpi nei forni crematori, riducendoli in cenere, macchiando così il ricordo della persona che un tempo era stata. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Patrizia Ferraro, scrittrice ma non solo, e anche a Paolino Barbiero della CGIL di Treviso. Grazie di essere qui. Buongiorno. Allora, Patrizia Ferraro, questi filmati, anzi un abbraccio grande a Liliana Segre, questa donna che nonostante nel 2025 sappiamo tante cose, ma non sappiamo ancora che la mente umana per la crudeltà non ha storia e continua. Pensate che deve girare con la scorta nel 2025, dopo quello che vediamo e quello che sentiamo. Eppure ci sono queste persone che ancora non riescono a capire il rispetto e il valore della vita umana raccontata dalle persone che hanno vissuto queste tragedie. Allora, sentiamo cosa ne dice Patrizia Ferraro, perché anche lei ha una storia da raccontare. Sì, Prego. ho una storia da raccontare che è quella di mio padre, quindi una testimonianza, diciamo, non diretta ma quasi, insomma, visto che a casa si parlava molto di queste cose, no? E volevo dire che anch'io che questa giornata della memoria è importantissima, perché comunque serve a trasmettere anche ai giovani e a capire che cosa hanno vissuto le vecchie generazioni, no? E quanto sono fortunati loro che danno per scontato la libertà. Ma una volta, più di 80 anni fa, quando c'è stata la guerra, la libertà non era così scontata. Eravamo sotto il fascismo, sotto il nazismo, perché gli italiani erano appunto alleati ai nazisti. E questa giornata della memoria ha anche un altro risvolto, un altro capitolo dedicato agli internati militari italiani, definiti così dallo stesso Hitler, e erano i nostri soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 sono stati presi prigionieri, catturati, messi sui carri bestiame e trasportati nei lager nazisti. Lager che comunque erano dei campi di concentramento di lavoro forzato, perché gli internati militari italiani erano stati mandati là con l'inganno, a lavorare soprattutto, definiti proprio schiavi di Hitler. La Germania era rimasta ormai priva di uomini, non aveva più uomini, e quindi aveva bisogno di forza lavoro in tutte le sue industrie, nella campagna, ma anche nelle città. Infatti mio padre era stato proprio adibito a sgomberare le macerie. Hannover, dove lui è stato appunto deportato, soprattutto nel 1944 è stata quasi completamente rasa al suolo dai bombardamenti. E quindi c'era bisogno per i tedeschi anche di ricostruire, e questi schiavi di Hitler, tra cui anche mio padre, era proprio addetto a sgomberare le macerie e non solo. Dottoressa Ferraro, soprattutto capire anche l'emozione di questo uomo nel raccontare ma rivivere quei momenti. Io ricordo quella persona, era una donna che raccontava in una scuola e alla fine lei si poneva una domanda: ma come posso io spiegare a questi ragazzi che non hanno vissuto questi momenti? Come posso spiegare? È impossibile spiegare. Cosa ne pensa di queste parole? È difficile. Questa è una partigiana di quello che io ho provato a trasmetterlo. È molto difficile, appunto, perché come si diceva prima, i ragazzi danno per scontata la libertà e vivono anche una vita comoda, quindi non possono capire quante sofferenze c'erano allora. Mancava tutto, mancava il cibo, mancava la sicurezza, le famiglie venivano separate, morivano, c'erano delle perdite, quindi sono tutte tragedie molto dolorose che è difficile trasmettere ai ragazzi.
Però penso che magari utilizzando anche questi diari, come appunto il diario di mio padre, leggendo e raccontando anche le emozioni che loro provavano, proprio in diretta, come appunto il diario di mio padre è stato scritto proprio in diretta durante la prigionia, senza filtri, quindi ci sono anche tutte le emozioni che lui ha provato. Penso che proprio attraverso l'aspetto emotivo soprattutto, non tanto nel racconto dei fatti come si fa nella storia, no? A scuola, i fatti, le battaglie eccetera, ma le emozioni e le storie personali delle individui che hanno vissuto direttamente queste esperienze dolorose. Penso che sia la strada più giusta per far entrare dentro nei ragazzi questa cosa e far capire a loro quanto sono fortunati. Allora, Paolino Barbiero, una cosa però che noi notiamo è che queste persone, queste fragilità che noi abbiamo, che sono anche i nostri pensionati, quelli da 500, 800, 1000 euro, nonostante queste tribolazioni che hanno passato, noi abbiamo anche tanti centenari che possono rivivere oggi queste tragedie, perché ci sono ancora con la testa, non tutti hanno l'Alzheimer, perché dobbiamo anche capire che questa giornata per loro è una giornata che dovremmo avere ancora più rispetto per queste figure. Eppure la politica continua a non capire le necessità, dare servizi, accompagnare questi fragili in un percorso anche più piacevole. Invece si infierisce sempre di più, anche nel 2025, con le fragilità. L'operaio, chi se ne frega dell'operaio, quello che tiene in piedi l'azienda, quello che lavora veramente, quello che non è che schiaccia un bottone e trasporta i soldi in 2 minuti da un posto all'altro diventando ricco, quello che lavora e non viene pagato, 2 stipendi non ce la fanno arrivare a fine del mese, eppure la storia è storia. Prego Paolino Barbiero. Sì, io volevo anche allacciarmi a quello che è stato detto, perché da più di 20 anni il sindacato pensionati italiano ha messo in piedi un progetto che si chiama Storia e Memoria, ed è chiaramente un progetto che sviluppiamo in tutto il paese rispetto anche alle situazioni diverse che ci sono tra provincia e provincia, regione e regione, e chiaramente abbiamo guardato con molta attenzione sia quello che è avvenuto durante la prima guerra mondiale, successivamente dopo, quando c'è stata il biennio rosso, poi la marcia su Roma e poi a seguire l'avvento del fascismo e il nazismo subito dopo, poi non dobbiamo dimenticarci, e questo percorso l'abbiamo anche indagato sull'aspetto che ci interessava di più, cioè cosa è successo al lavoro durante questi 40 anni, perché il lavoro è quello che ha pagato la conseguenza. Per esempio nella prima guerra mondiale le donne sono state mandate in fabbrica al posto degli uomini per preparare gli approvvigionamenti. Appena è finita la guerra le donne sono state cacciate dalle fabbriche per rimettere gli uomini dentro, e in tutto questo io condivido il fatto che bisogna trasmettere ai giovani questo, e non stiamo utilizzando le opportunità che abbiamo già, perché tutti noi siamo in grado di raccontare ancora una storia. La signora racconta la storia di suo papà, io potrei, si diceva prima, raccontare quella di mio zio Stefano, nato nel 1992, che anche lui fu catturato assieme a mio padre Arturo, nato nel 1924, solo che il papà è riuscito a scappare e si è salvato, io sono qui. Mio zio invece l'hanno catturato, l'hanno mandato su un internato sempre in Germania. Era, diceva sempre, un uomo grande come me, è morto 20 kg. Dopodiché, dopo 50 anni, ce l'hanno anche restituito per quello che era rimasto, quindi le ossa e la catenina che aveva attorno, quindi c'è stato anche questo riconoscimento, quindi abbiamo anche la possibilità di andare in cimitero a trovarlo in questi giorni. Infatti, non so se posso interrompere. Sì, no, vi interrompo io perché abbiamo una telefonata, siamo mi cade il centralino e abbiamo Luciano da Desenzano del Garda. Vai Luciano! Mirella, buongiorno. Buongiorno agli ospiti. Niente, ho tante cose da dire, che niente, io signori ho 78 anni e 4 mesi. Io porto il nome e il cognome del terzo figlio di mio nonno, fratello di mio padre, che è là sepolto in Germania, e avevo 2 figli. Mio cugino Mirella, quando avevo 22-24 anni, è andato con amici e ha portato le foto dalla tomba. Niente, voglio dire
che voglio dire al signore della CGIL che bisogna ricordare i crimini del nazifascismo, ma i crimini fuori dalla guerra sono stati fatti da Mao Zedong e da Stalin, che hanno fatto 70 milioni uno e 60 milioni l'altro di morti, tra parentesi. Poi direi l'ultimo, la senatrice Segre, che io l'ammiro, si è salvata dai campi. Qualche anno fa, ti ricordi, un certo Matteo Salvini ha preso il suo bambino sulle spalle la domenica mattina, è andato a casa della Segre, tra parentesi, perché sembrava per loro che la Lega, i leghisti erano dei nazisti, dei nuovi fascisti, e invece abbiamo visto adesso chi è contro Israele, di questi giovani studenti che picchiano, invece di di picchiare i poliziotti. Non c'è nessuno, Mirella, che parla a questi giovani italiani e americani, tutti di un certo Gandhi, che ha salvato l'India senza sparare un colpo agli inglesi, che ha salvato l'India dall'Inghilterra. È questo che voglio dire. Perché questi giovani italiani sono messi su da una certa parte politica, sono messi contro i poliziotti, morte ai poliziotti, morte la presenza del Grazie Luciano, devo interrompere, se no non ce la faccio. Comunque hai espresso il tuo pensiero. Allora sentiamo e finisce Paolino Barbiero, poi interviene la Ferraro, prego. Si può parlare di tutto, però si rischia di mettere insieme cose che non c'entrano niente. Cioè, la storia e la memoria è un dato di fatto, sono stati scritti i libri, ci sono state le verifiche, e poi dopo, per quanto mi riguarda, insomma, io sono contro tutti i crimini, quindi che vengano da destra, da sinistra e da centro. Io sono di natura pacifista, quindi non possiamo giustificare un crimine perché qualcuno ne ha commesso un altro, vanno condannati. Non possiamo oggi, che stiamo ricordando quello che è successo ai 5 milioni di ebrei morti, con quello che sta succedendo a Gaza, perché sono fasi storiche diverse, non bisogna confonderle, altrimenti rischiamo di fare l'analisi dove mettiamo sempre uno contro l'altro. E se la discussione che viene anche tra la gente, che dovrebbe capire quello che è successo per evitare che poi si formino opinioni che all'interno dei popoli, invece di lavorare per continuare a pacificare e a mantenere la coesione sociale, alla fine si arriva allo scontro. E se poi ci sono partiti o chi sta al potere che usa questo, chiaramente noi dobbiamo evitare di cascare nelle mani di chi ci porta in quella condizione, perché non è che siamo arrivati al fascismo o al nazismo per caso. Comunque io ritengo che la giornata del ricordo è la giornata del ricordo e non una giornata politica. Ecco, io sono d'accordo, quindi confermo completamente quello che diceva. Ferma, perché appunto un'altra telefonata funziona così, se non cade il centralino. Sebastiano da Abano, vai Sebastiano, veloce, mi raccomando. Sì, buongiorno signora Mirella, lei e i suoi ospiti. Niente, io oggi la chiamo la giornata dell'ipocrisia. Per quale motivo? Perché tutto fino adesso stiamo ammando l'Ucraina, gli stiamo mandando sempre delle armi sempre più potenti. Ora io dico, in un mondo che, se non vogliamo ripetere di nuovo le cose che abbiamo fatto tanti anni fa, non vogliamo ripetere la terza guerra mondiale, non dobbiamo produrre armi, ma intanto noi vediamo che hanno aumentato i PIL per comprare le armi. Ma dove ci vogliono far arrivare questa alla terza guerra mondiale? E poi mi parlano della giornata della Shoah. Guardate che ormai questi ci stanno mandando alla terza guerra mondiale, purtroppo, e mi dispiace perché sarebbe veramente questo giro la fine del mondo, perché ormai non abbiamo più le armi di 100 anni fa, le armi di ora bastano un tantino, ci scoppia mezzo mondo. La ringrazio signor Mirella e buongiorno. Grazie Sebastiano, prego Ferraro, racconti anche lei, soprattutto facciamo vedere anche il libro, perché il tempo è tiranno, vola, vediamo anche questo libro importante. Prego. Allora, sono i diari di mio padre che lui ha tenuto per 2 anni, dal 43 al 45, scritti quasi ogni giorno, con gran fatica naturalmente, perché provate a immaginare fame,
sofferenza sotto i bombardamenti continuamente, ma nonostante questo lui scriveva, anche se dice lui stesso era molto faticoso, ma però per lui i suoi diari sono state la sua ancora di salvezza. Per lui lo scrivere era un po' come cercare di sopravvivere in qualche modo e rimanere attaccato alla vita. E infatti poi è riuscito a tornare a casa, infatti sono qui, tornare a casa e incredibilmente, non sappiamo come, a riportare anche questi 11 quaderni scritti a mano da lui a matita. È riuscito a salvarli? È riuscito a salvarli, a portare questa importante testimonianza storica che io non potevo lasciare nel cassetto. C'è un segno qua nel libro? Ah no, è casuale, casuale. Lega qualcosa, sì, intanto che vediamo con Paolino Barbiero e sentiamo anche le emozioni che si provano anche come lei Barbiero del sindacato, ecco, di vivere questa giornata in maniera diversa, perché voi vivete con le fragilità, quelli che non arrivano alla fine del mese, per gli stipendi, per le pensioni, per il lavoro. Questa donna che ancora come salario vede il suo salario diverso da quello dell'uomo, e siamo nel 2025, facciamo lo stesso lavoro, però non siamo uguali. Cioè non è che si siano fatti tutti questi passi avanti, ma anche nella resistenza, quante donne sono morte ma non si ricordano, non sappiamo i loro nomi, è l'uomo che vince sempre sulla donna, su questa figura femminile che invece, come ha detto Paolino Barbiero, era nelle fabbriche, che lavorava, era là, che si inventava anche dei lavori che non aveva mai fatto, ma lavorava, eppure cambia poco. Ci sono femminicidi, stipendi, siamo proprio a livello ancora molto basso. Poi vorrei sentire anche la Patrizia Ferraro. Non abbiamo fatto tanti passi avanti, sì ne abbiamo fatto, ma abbiamo molto da fare, specialmente vincere l'ipocrisia che regna sovrana, soprattutto verso questa figura femminile. Prego Paolino. Se guardiamo la condizione delle donne fino agli anni 60, indubbiamente i ragionamenti che facevi tu sono condivisibili. Dagli anni 60 in poi credo che sono stati fatti dei passi in avanti. Poi questo non vuol dire che i passi in avanti hanno risolto tutti i problemi. I problemi che dicevi tu ci sono ancora, però non bisogna perdere la memoria sui passi in avanti che sono stati fatti con le varie norme legislative che sono state fatte. Tanto è vero che se andiamo a guardare negli anni 60 l'indice di donne che entravano nel mercato lavoro era bassissimo, era solo nella pubblica amministrazione e in qualche fabbrica manifatturiera dove la capacità manuale delle donne favoriva l'ingresso. Quindi l'ingresso intanto importante delle donne nel mercato del lavoro degli anni 70 e degli anni 80 è stato un primo elemento di emancipazione, perché è chiaro che se una donna lavora e ha la libertà economica è più libera che essere condizionata dal fatto che dipende solo ed esclusivamente dal marito, perché può trovare un marito bravo, ma può trovare anche, come spesso succede, un marito che di bravo ha poco, mettiamola così per non usare altri termini. E su questo versante l'emancipazione ci ha portato avanti. Adesso bisogna fare un ulteriore salto, che è quello appunto di garantire le parità retributive e le condizioni di crescita professionale. Anche qui però la legislazione, anche per effetto delle cose che il sindacato ha introdotto nel contratto, ha aperto degli spazi. Poi chiaramente aprire degli spazi non vuol dire che hai il risultato domani mattina, ma penso al fatto che la maternità non è più maternità, è anche paternità, e quindi il fatto che anche l'uomo si occupi della crescita della figlia o del figlio, per consentire alla donna di magari non perdere quell'opportunità che ha di crescita professionale nel periodo in cui resta a casa per 9 mesi consecutivi o anche di più. Cioè ci sono delle condizioni, quindi io il ragionamento che faccio è: guardiamo sia le cose che non sono risolte, ma non dimentichiamoci quelle che abbiamo fatto, perché questo ci consente di avere un po' di lungimiranza in più per provare a fare dei passi in avanti. Poi sui pensionati fragili, e la finisco. Allora, noi non abbiamo solo un problema di pensionati fragili, e mi riferisco a quelli che possono avere una pensione bassa, quindi sotto i 1.000 euro, e non sono pochi. Abbiamo una condizione che poi questi pensionati, quando sono fragili e hanno bisogno di servizi o di assistenza sociosanitaria, non hanno la possibilità, a meno che non siano all'interno di una famiglia dove c'è il resto della famiglia che contribuisce, di avere tutte quelle cure che servono, perché
sappiamo perfettamente che se hai bisogno di andare in una casa di riposo devi avere almeno 1.800 euro se ti va bene, perché, perché la regione ti dà l'accompagnatoria, ma se non ti va bene, che non hai l'accompagnatoria, ce ne vogliono 3.000, e per uno che ha una pensione di 500 euro credo che i conti siamo capaci di farli tutti. Ma potrei continuare con gli esempi. L'importante è capire che quello che noi stiamo facendo va su questo versante, però guarda caso anche quando chiamano in televisione sono sempre che attaccano il sindacato. Allora dico, vabbè, se volete prenderla con qualcuno sono qua, ci metto la faccia, però se protestate perché le pensioni sono basse, se protestate perché gli stipendi sono bassi, se protestate perché i nostri figli trovano lavoro precario, cioè non è che pensando di sparare sul sindacato queste cose si risolvono, anzi dobbiamo rafforzarlo il sindacato per risolvere questi problemi, partendo dal presupposto che, come su tutto, o si partecipa ai processi che formano le decisioni, o se non si partecipa, ci limitiamo a fare l'elenco delle spese, come ho sentito prima del telespettatore che ci raccontava tutto quello che farebbe lui, beh insomma i problemi non li risolvono, perché comunque siamo in un paese in cui ci sono delle compatibilità che vanno guardate con attenzione, perché poi alla fine tutti quanti vorremmo che chi ha la pensione minima al posto di 500 euro ne avesse 1.000. Ok? Il punto vero è dove trovano i soldi, anche perché questo governo aveva promesso di portare a 1.000 euro, siamo fermi a 620, l'aumento da inizio gennaio è stato di 3 euro. Allora, anche qua dobbiamo abituarci a spiegare alla gente le cose per come sono e raccontare le possibili realtà di miglioramento, altrimenti facciamo illusione e innestiamo cattiveria, e la cattiveria poi rompe la coesione sociale, che è la cosa pericolosa, perché poi si innescano meccanismi dove la politica, anche se non dobbiamo parlare di politica, alla fine ne approfitta in negativo. Questo è il messaggio che dobbiamo lanciare, e la storia e la memoria, le cose che stai facendo tu oggi presentando questo libro, è importante perché va in quella direzione. E a proposito di donne, c'è un moltiplicarsi di iniziative, per cui ognuno può andare anche più vicino a casa. Noi questa sera alle ore 17 all'auditorium della CGIL presentiamo la storia di Giovanna Faè, che è stata deportata ad Auschwitz e poi a Ravensbrück, se lo dico esatto, e assassinata durante il trasporto ad Aachen. Quindi anche quella è una storia di donna. Allora, chi abita da una parte può andare a sentire quello che presentano stasera in provincia, cioè, partecipiamo a queste iniziative, e anche i giovani, dico, per una sera, anche se non si va a bere uno spritz e si va a farsi un po' di cultura e di storia e magari si imparano tante cose senza leggere il libro, forse è un'opportunità in più, è un'opportunità che va colta, e credo che dovrebbero ringraziarci quelli che come noi mettiamo a disposizione questi passaggi e questi processi, perché sono importanti. Patrizia Ferraro, eppure è anche vero, io mi arrabbio molto quando sento che il popolo italiano non ha mai fatto una rivoluzione. Io invece dico, le donne italiane hanno fatto le rivoluzioni, le mondine. Loro hanno fatto la rivoluzione, eppure non si ricordano. Si ricorda come un paese che non ha una rivoluzione nella sua storia. Eppure partiamo dalla Patrizia Ferraro, questa donna che si rimbocca le mani, che dice basta, che ha forse più coraggio dell'uomo di dire così non si può più andare avanti, però poi si va nel dimenticatoio. Si va nel dimenticatoio e continuiamo a dire che questa donna è ancora sottomessa, ecco, umiliata, avvilita. Basta vedere i numeri dei femminicidi, ancora la donna che viene portata via dalla casa invece di portare via l'uomo e metterlo in una situazione protetta, no, si porta via la donna con i figli, perciò traumi su traumi, nessuno pensa di guardare anche questi ragazzi. Ho avuto una vittima di femminicidio l'altro giorno, Valentina, che saluto. Drammi terribili, nessuno mi ascoltava, nessuno veniva a prendersi cura di me. Eppure si continua. Giustamente Paolino Barbiero dice: abbiamo fatto dei passi avanti, pochi, Paolino Barbiero, pochi. Io come donna vivo delle situazioni qui, anzi farei vedere questa donna che è venuta a trovarmi, abbiamo le immagini, faccio vedere anche a Patrizia Ferraro, questa nonna di 90 anni, 15 giorni fa, che prima ha preso la bicicletta, ecco qua la mondina, 90 anni, poi ha preso la corriera, è venuta qui, eccola qua, faccio vedere le mani, stavo entrando in trasmissione, mi hanno detto guarda che c'è una persona che ti vuole vedere, mi ha buttato le braccia al collo, piangendo mi ha detto ascoltami, ascoltami, è arrivata con un panettone.
Allora, questa donna non chiedeva soldi, Paolino, non chiedeva soldi. Voleva Patrizia. solamente raccontare, Raccontare la sua storia. E non sono stata ascoltata da nessuno. Che me ne faccio dei miei figli che vengono a mangiare e non mi degnano neppure di uno sguardo, un quarto d'ora e vai. Io voglio conoscere, voglio sapere. Eccola qua, guardate le mani. Ecco, a questa donna, Patrizia Ferraro, che ci sta guardando perché lei guarda tutte le mattine, cosa possiamo dire? Lotta, resiste, 90 anni, sì, bicicletta e corriera. Credo che donne di questa generazione come questa signora siano state veramente coraggiosissime. Hanno vissuto dei momenti difficili e sono rimaste senza il marito, magari il marito era in guerra, quindi erano loro che dovevano portare avanti tutto e quindi hanno tirato fuori una forza che forse neanche sapevano di avere. E credo che dovrebbero essere orgogliose di questo per quello che hanno fatto, no? Per aver sopperito anche a quello che doveva fare il marito che non c'era. Ecco perché diamo spazio a queste storie, anche perché sono così poche oramai, no? Le persone che hanno vissuto direttamente la guerra e ancora vive. Quindi ascoltiamole, facciamole parlare, perché è importantissimo sentire dalla voce di chi ha vissuto veramente queste esperienze, per capire, anche per i giovani. Non c'è l'ascolto, a parole c'è, ma nei fatti non c'è, ma chi se ne frega che siamo 7.500 associazioni di volontariato. Se poi questa non in e non solo, perché io ho tutte le mattine che mi chiamano, che mandano messaggi, ma non sono i soldi, è la solitudine, l'abbandono, si sentono abbandonate, o quella signora che mi ha chiamato. Anche se però ci sono tante strutture che accolgono gli anziani. Non creda Patrizia, non creda. Che fanno tante attività insieme, centri ricreativi, però... Io non posso andare perché non guido, perché sono al terzo piano, non ho l'ascensore, ho molti acciacchi, molti problemi. Chi è che dice a queste persone chiama questo numero che viene a prenderti? Ma se non sanno neppure i medici di famiglia, non hanno neppure l'elenco delle associazioni di volontariato. Maria da Bovolenta, poi continuiamo. Vai Maria. Ciao Mirella. Scusa se mi faccio aspettare stamattina, ma capite bene, vai. Io ho una testimonianza di un mio zio che è stato deportato, era un carabiniere, era a Roma, che faceva il suo lavoro, insomma come è, con i suoi commilitoni, e c'è stato... che hanno, non so se siano stati dei estremisti o non lo so, mi ha raccontato che sono andati di mezzo loro perché hanno messo una bomba a mano su una caserma dei tedeschi che erano qui lì, e sono morti 20, e loro erano in 10 e sono stati deportati, presi subito a calci e tutto, e noi non siamo stati noi, non me ne frega niente, ha detto, loro, per loro li mettete voi, e quindi ha passato, non lo so, e l'hanno portato a Auschwitz e tutto quanto, li hanno marcati come le bestie perché aveva il numero mi ha fatto vedere mio zio, e dopo è stato deportato tutto per andare alla camera a gas, ha detto, e è stato liberato, non so come, aveva il santino di Sant'Antonio sempre portata di mano lui nel cuore, è stato un miracolo, non lo so, lui e gli altri 2 sono stati liberati. Grazie cara Maria, devo correre perché comunque scusi Mirella, dovevo precisare una cosa, perché parlava di deportazione, di marchio del numero. Allora qua, siccome noi parliamo di internati militari italiani, che è un'altra questione degli ebrei, mentre gli ebrei andavano nei campi di sterminio, gli internati militari erano soldati italiani che dopo l'8 settembre sono stati catturati. Allora, io volevo chiarire una cosa anche a chi ci sta ascoltando. Noi siamo stati alleati dei nazisti, siamo stati alleati di Hitler, fino a che c'è stato l'armistizio dell'8 settembre. Dall'armistizio dell'8 settembre noi non eravamo più alleati, ma eravamo nemici
di Hitler, quindi siamo passati da alleati a nemici. Questo ha creato grandi problemi perché c'era una gran confusione nell'esercito italiano, è stato fatto l'annuncio dell'armistizio, ma l'esercito italiano non era preparato ad affrontare questa cosa e quindi gli italiani non sapevano se potevano combattere contro i nazisti, quindi reagire, o dovevano dare le armi, e quindi sono veramente stati colti all'improvviso senza sapere cosa fare, a parte qualche caso raro che hanno reagito e hanno resistito. Quindi mio padre dopo l'8 settembre, esattamente il 10 settembre, si è visto arrivare all'aeroporto di Padova, dove stava frequentando il corso sottufficiali dell'aeronautica militare, si è visto arrivare i carri armati tedeschi e lì hanno dovuto deporre le armi e sono stati catturati e portati nei lager. Barbiero. No, è importante questa cosa perché poi alla fine se parli anche con le persone, ma anche quelle che chiamano, ti raccontano la loro versione senza avere nessun fondamento storico su questo passato. Quindi questi libri servono anche a farci capire cosa è successo, perché poi c'è stata la guerra civile in Italia, non dobbiamo dimenticarcelo, quindi questa è la situazione. Sì, l'8 settembre tutti pensavano che la guerra fosse finita, erano tutti in strada ad esultare, ma in realtà era proprio lì che sono nati i grossi problemi. Sì, anche perché poi c'è stata la Repubblica di Salò. La Repubblica di Salò. E quindi questi italiani hanno ricevuto la richiesta da parte dei nazisti di collaborare con loro. Ma siccome hanno detto no, noi non collaboriamo con i nazisti perché siamo contrari, sono stati appunto deportati nei lager. Patrizia Ferraro, secondo lei, dopo chiedo anche a Paolino Barbiero, i ragazzi, i ventenni, anche i trentenni forse, sanno di questa storia? L'hanno studiata questa storia? Allora, io devo dire una cosa, questa storia degli internati militari italiani in particolare non si trova neanche nei libri di storia della scuola e mi è capitato molte volte di parlare anche con degli insegnanti che purtroppo, non per colpa loro, ma non conoscono questa parte di storia. Perché noi conosciamo ma lei si è posta il perché non è scritto nei libri? Perché? Certo, perché comunque questa è stata una storia che hanno voluto cancellare. L'hanno voluta Chi ha voluto cancellarla? La politica ha voluto cancellarla perché comunque dovete sapere una cosa, che quando gli internati militari italiani, quelli che sono riusciti a tornare a casa, sono ritornati a casa, nessuno li credeva. Credevano, avevano il sospetto che loro fossero collaborazionisti dei nazisti e quindi non ci credevano che avevano fatto la prigionia e quindi volevano nascondere questa realtà che stava scomoda un pochino a tutti. Volevano solo proteggersi, raccontando delle storie. E chi tornava a casa era un po' come una caccia alle streghe, no? Il nazista, il collaborazionista, anche di chi aveva fatto veramente la prigionia come mio padre. Barbiero? È proprio così, anche perché poi alla fine ancora adesso c'è chi tenta di spiegare che tutte queste cose che vengono raccontate e narrate non sono vere. Siamo alla follia, quindi io penso che noi dobbiamo insistere su questo versante e fate bene anche voi a fare queste trasmissioni perché mettono qualche punto fermo, un po' di chiarezza sui temi che abbiamo vissuto. Poi dopo la storia tenta sempre di non avvicinarsi alla storia contemporanea, ma guarda 3 secoli fa, io credo che noi dobbiamo avvicinarci alla storia contemporanea. Per esempio anche noi come sindacato abbiamo deciso a livello nazionale di promuovere un'iniziativa sulla Prima Guerra Mondiale attraverso l'Istresco, che è l'Istituto Storico per la Resistenza di Treviso, e tutti gli altri istituti del Veneto, perché poi la Prima Guerra Mondiale si è principalmente sviluppata nel Veneto, no? E quindi però c'è stata una difficoltà a costruire quel percorso proprio perché rispetto a tutte le contraddizioni politiche che c'erano all'epoca non si voleva mettere mano a questo perché entravi nel campo politico tra i socialisti, gli irredentisti e invece questa storia va raccontata per quello che è, perché non è che puoi inventarti cose su quello che paura della storia? No, io penso di no, anzi la storia deve evitarci per affrontare. E perché la politica ha paura della storia? Perché la politica non è con la P maiuscola e perché ci sono molti politici che dovrebbero andare, come si dice, a scuola di storia. Esatto, ecco, questo è il versante. Non la conoscono fondamentalmente. È un danno, con la prima guerra mondiale noi i primi 20 giorni
eravamo alleati con l'impero austro-ungarico, con l'Austria e la Germania. Dopo abbiamo cambiato idea, dico per fortuna. Questo è il dato di fatto. Cioè, quando nasce il fascismo e Hitler arriva subito dopo, non è che andiamo ad allearci con altri, andiamo ad allearci con Hitler, con il fascismo e con il popolo che ha assecondato questo processo, questo percorso. Anche perché non aveva grandi alternative alle volte, no? Certo. Ecco, ad esempio, non so, mio padre, quelli della sua generazione, a 15 anni, 16 anni venivano mandati nei campi di addestramento e quindi loro sono nati con questa cosa qua, forse per loro non esisteva altro e incredibilmente quando loro erano nei campi di concentramento dei nazisti, hanno imparato che cosa voleva dire la democrazia, perché non la conoscevano. Allora, Patrizia Ferraro, come vede lei Trump e questo nuovo governo che si sta formando in America? Oh, ma mi fate una domanda politica difficile. Non ero venuta per parlare di politica. No, bisogna parlare, perché la storia è fatta di politica, certo, purtroppo. Ma io non so, vedo che bisogna comunque accettare il corso, no, della storia, no, i cambiamenti. Probabilmente per gli americani avevano bisogno di questo, gli americani l'hanno votato, no? Ha avuto la maggioranza e probabilmente gli americani avevano bisogno di questo cambiamento, di questo uomo forte, magari anche alle volte forse un po' troppo, alle volte poco diplomatico e molto terra-terra, no? Ma l'hanno votato, cioè chiediamoci soprattutto questo, no? Cioè noi non possiamo dire è giusto o non è giusto, siamo d'accordo o non siamo d'accordo. Perché gli americani l'hanno votato? L'uomo forte al comando, la donna forte al comando, lo diceva Patrizia Ferraro, la forza delle parole, la forza della persona. Questo popolo che vaga, che va da una parte, va dall'altra, sperando di trovare nella figura anche molto, molto forte una risposta ai tanti suoi perché, al miglioramento della vita, e poi siamo così. Credo che la storia e la memoria ci insegni che quando ti affidi all'uomo forte possono succedere anche le tragedie che abbiamo visto. Mi riferisco non solo a Mussolini che a Hitler, mi riferisco anche a quelli che sono stati citati prima, anche come si dice regimi autoritari che ci sono adesso, penso a Venezuela dove c'è la popolazione che praticamente muore di fame. Quindi cioè, io penso che appunto Trump è stato eletto su un programma, io non lo condivido, ok, però quel programma ha avuto il consenso della maggioranza degli americani. È un programma dove l'America è soprattutto e sopra tutti, la sintetizzo così, bisogna capire cosa succede poi, perché quando decide di essere soprattutto e sopra tutti ci sono anche gli altri. O gli altri accettano pacificamente, oppure molto probabilmente se vuoi star sopra, a prescindere dal fatto che ci sono anche nella geopolitica delle situazioni da regolare nel modo migliore, penso alla questione dei dazi, qualche problema c'è. Abbiamo già visto che il Presidente della Colombia ha alzato una barriera rispetto al trasferimento degli immigrati. Adesso farà marcia indietro, non farà marcia indietro, si acuirà la crisi, interverranno altri paesi. Non è così semplice. Mi viene da dire basta aspettare per vedere cosa succede. Il punto vero è, io sono preoccupato per il programma che ha messo in moto Trump, che se aspettiamo per quello che succede non vedremo sicuramente un mondo migliore di quello, come si dice, che abbiamo vissuto fino adesso, che ha un sacco di problemi. Patrizia? Anche lei cosa ne pensa di questa storia che continua, la storia, il fragile che soccombe sempre, non ha diritto alla parola, andiamo avanti con gli anni ma la storia non cambia, sei fragile, sei debole, ti colpisco, ti anniento addirittura. Purtroppo chi è debole non ha strumenti per poter reagire, per poter stare a galla, diciamo, no? È un mondo in cui gli equilibri sono molto instabili, è difficile, molto difficile, anche perché ci sono talmente tante sfaccettature che è difficile dire bianco o nero, no? Ci sono tante sfumature, bisogna andare a vedere tante realtà, conoscerle, no? Per poter poi valutare. Ma i ragazzi che sono il nostro futuro, Patrizia Ferraro, I ragazzi che vedono queste immagini. Allora, i ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento fissi, importanti. Quindi hanno bisogno di ascoltare un insegnante, un adulto, che sia un genitore, che sia un insegnante, che abbia lui stesso delle idee chiare, delle posizioni
Perché i ragazzi, sappiamo bene, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, sono molto disorientati, no? Si stanno sperimentando, quindi non sanno ancora cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa va bene per loro, cosa no. E quindi se hanno di fronte a sé anche un insegnante che ha delle idee chiare, che può trasmettere delle cose e che soprattutto è capace di ascoltarlo veramente, noi possiamo fare molte cose su questo e anche raccontare queste esperienze. Loro stanno ad ascoltare queste esperienze se sanno che tu ci credi e che comunque in qualche modo, anche indirettamente, le hai vissute e quindi gliele trasmetti e quindi loro lo sentono questo. Però vede Patrizia Ferraro, e lo dico anche a Paolino Barbiero, c'è un grande però. Ma se io non ho la fortuna di avere quell'insegnante, di essere in quella scuola, cosa faccio? Dove vado? Chi mi accoglie? Chi mi tende la mano? Gli esempi che ho quali sono? Si lamentano delle risse dei ragazzi, ma le vediamo in Parlamento. Questi sono genitori, sono padri di famiglia. Infatti mancano i punti di riferimento. Allora, nella confusione totale si genera la violenza. Abbiamo sentito prima i ragazzi che dicono ho paura di uscire per andare con quel gruppo perché mi fa paura. E io ho detto a questa ragazza, ma tu prova ad abbracciare, invece di andare, di non andare, di andare a abbracciare e dire ciao, mi chiamo Giorgia, vedere se c'è questa violenza. Non è che a forza di tutti i giorni spingere con questa violenza, abbiamo paura tutti della violenza, abbiamo paura di uscire di casa alle 4 del pomeriggio, anche se io dico che tutto sommato devo dire la verità, io sono una che gira, direi insomma andiamo piano, che poi ci siano delle situazioni da stare attenti, niente da dire, ma devo stare attenta anche quando sono in casa, perché mi arrivano i ladri, ma come Barbiero, guardiamo quelli che arrivano con i barconi, puntiamo i fucili e non vediamo le bande che arrivano dall'est, che mettono a fuoco il ferro i paesi, che in 2 ore tornano a casa, però quelli non li colpiamo, gliel'ho detto anche a Roberto Marcato, perché avete paura di quelli, perché quelli vi sparano in bocca, gli altri non hanno niente, quelli vi sparano in bocca, allora non li vediamo quelli là, e sono quelli che mettono, che veramente fanno paura alle persone quando li trovi in casa, perché questa è la verità. Paolino Barbiero, la paura di dire la verità, di capire chi è il fragile e chi è il forte nel nostro paese nel 2025? Allora, io credo che appunto la paura si può superare, ma come dicevi tu prima, noi abbiamo anche un problema di ascolto da rimodulare. Allora, parliamo dei giovani, va benissimo, però guardate che i giovani, cioè quelli nati nel 2020, dal 2020 in poi, sono 380.000. I giovani, noi, quando nascevamo noi, a fine degli anni 50, inizio anni 60, eravamo 1.200.000. Quindi se moltiplichiamo o dividiamo vediamo la differenza e guardate che tra tutte queste persone che oggi hanno 60-70 anni non è scontato che pur avendo saputo la storia, perché gliel'hanno trasmessa ai loro genitori, se la ricordino. No, cioè è passato via tutto, ormai passa tutto, cioè noi accendiamo la televisione, vediamo bambini che muoiono di fame, bombe che distruggono città mentre mangiamo. Ormai è diventato normale, no? Quindi è diventato normale finché non arriva alle porte di casa. Quindi bisogna capire che il mondo per sua natura è complesso da quando è nato, da quando, come si dice, Eva ha deciso di mangiare la mela. Okay, è vero, ha detto una cosa importante, finché non ci tocca noi non lo ascoltiamo. Ma l'abbiamo detto prima, come faccio a spiegare se non l'hanno provato? Ci sono queste contraddizioni. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio, scusa, ma andiamo, vai. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma io volevo ricordare nel giorno della Resistenza, cioè nel giorno della memoria, un attore della Resistenza che fu un attore da parte mia, fu un grosso attore. Dirò solo il nome che aveva di battaglia, perché si davano dei nomi di battaglia, si chiamava il Falco, perché non ho l'autorizzazione dei miei cugini per dire il nome che aveva. Praticamente fondò la brigata Mazzini, si ritrovavano nel collegio Vescovie, dalle mura del collegio Vescovie di Tiene, e partì la brigata Mazzini fu fondata lì e praticamente fu
assieme a Renato Nicolussi, uno di quelli che trattò la resa della 10ª Mass, e fu anche uno di quelli che aiutò nei monti qua dell'Alto Vicentino del Pau le varie brigate che stavano sui monti. Fu un comandante di brigata forte, insomma, il Falco, e ce lo ricordiamo ancora. Questa è la testimonianza della mia famiglia. Grazie caro Claudio, grazie di aver chiamato. Allora Paolino Barbiero, ormai l'ora è finita, come ci saluta? Saluto con una speranza, perché credo che appunto il giorno della memoria serva a darci un po' di speranza, intanto per capire bene quello che è successo, perché più capisci bene quello che è successo, più puoi partecipare a far sì che le decisioni che chi ci governa o chi è chiamato a governarci a tutti i livelli le assuma in modo positivo, e quindi che non faccia errori del passato, anche se gli errori non si ripetono come nel passato, perché nei 60 anni è cambiato tutto, no? C'era la radio, ci sono i social, quindi chiaramente se andiamo a vedere come si formavano le opinioni una volta e come si formano adesso, avevamo problemi prima, ma anche adesso dobbiamo stare attenti, perché attraverso i social molto spesso si possono formare delle opinioni. Se guardo per esempio a Trump e chi c'è che sta nella sua coalizione, che è il detentore di tutti i social che girano, di tutto quello che si scrive dentro, qualche preoccupazione ce l'ho, e ve lo dice uno che tenta di stare il più lontano possibile, perché se voglio, come si dice, far passare un'idea a una persona, preferisco confrontarmi che fare battute magari scritte anche male in Facebook e che alla fine poi tutti quanti fanno i loro commenti. Cioè, creare una consapevolezza, creare una coscienza tra le persone non è facile, e lo devi fare con strumenti dove l'approccio è un approccio interpersonale, e quindi anche sulla scuola va ripensata. Vanno ripensati anche i libri di testo, dove va benissimo introdurre il latino per chi vuole farlo, ma io ragionerei un po' di più sulla storia contemporanea, cioè quello che è successo nel Novecento complessivamente in mezzo alle due guerre, sull'emancipazione che c'è stata, parziale ma c'è stata, va compresa per capire, se no i nostri giovani oggi danno tutto per scontato. Cioè, dico una cosa che forse a qualcuno non piacerà, però quando noi eravamo poveri perché ci lavavamo con l'acqua fredda, ok? Adesso siamo poveri, ci laviamo con l'acqua calda e protestiamo perché paghiamo troppo di gas. Guardate che se non si sta attenti rischi davvero di essere povero e tornare indietro, dove alla fine ti lavi con l'acqua fredda perché il gas non puoi più averlo. Abbiamo anche 6 milioni di poveri, ma rispetto anche alle scelte geopolitiche che si stanno facendo, perché il gas non è che ce l'abbiamo sotto casa, deve arrivare da altre parti del mondo. Infatti, e le guerre commerciali che ci sono alla fine ci inducono a prestare attenzione a questo, ma non perché ce l'hai contro uno o contro l'altro, ma per capire quello che sta succedendo e fare in modo che chi è chiamato a decidere lo decida non per i propri interessi, ma per gli interessi di una comunità ampia. Questo è il messaggio che voglio dare. Il problema è che ne pagano le conseguenze e soprattutto le fragilità. Chi ha la pancia piena non ha il sicuro il problema di riscaldarsi, e chi vuole fare la morale capisce che non ci stiamo proprio. Prego Patrizia. Sì, c'è anche il problema che chi ottiene gli aiuti magari è quello che non ha bisogno e che quindi va a ledere chi ha veramente bisogno. Allora, ricordiamo il libro questa sera? La luna di Hannover di Ari di Nevio Ferraro, questa sera alla biblioteca di Maserada alle ore 21 vi aspettiamo per raccontare la storia di mio padre. Barbiero, ricordiamo il libro anche oggi che verrà? Alle 17 all'auditorium della CGIL di Treviso in via Dandolo, che racconta la storia di Giovanna Faè, deportata ad Auschwitz e poi assassinata durante il trasporto ad Aachen. Una donna, questa finalmente anche la donna viene ricordata. Grazie pubblicità. Grazie, buongiorno. Il 27 gennaio 1945, giorno in cui le truppe sovietiche entrarono nel campo di concentramento e liberarono Auschwitz dal dominio tedesco. Devastazione e sofferenza fu ciò che li aspettò. Nulla e nessuno fu risparmiato. Prigionieri malnutriti, malati e corpi scheletrici, riversi a terra in condizioni disumane.
Così è ricordato uno dei momenti più sconvolgenti della Seconda Guerra Mondiale. La liberazione per i sopravvissuti non rappresentava la fine definitiva delle sofferenze. Privati della loro identità e dei loro affetti, viveva in loro ancora il trauma della deportazione e delle esperienze vissute all'interno del campo. Per molti, ricostruirsi una vita pari a quella prima della deportazione, piena di amici e familiari, rappresentava uno scopo. Le testimonianze di sopravvissuti come Edith Bruck e Andra e Tatiana Bucci sono fondamentali per preservare la memoria di quegli eventi. Edith Bruck, che riuscì a scampare alla morte, ha dedicato la sua vita a raccontare la sua esperienza e quella degli altri, trasmettendo il messaggio dell'importanza della memoria e della verità. Le sue parole evocano il dolore, la perdita e la resilienza di fronte a quell'orrore. Le sorelle Bucci, anch'esse sopravvissute, hanno condiviso storie toccanti della loro infanzia e della separazione forzata dalla loro famiglia. Le loro esperienze rivelano non solo la brutalità del regime nazista, ma anche la forza dello spirito umano e la capacità di ricostruire la vita dopo il trauma. La rilevanza delle testimonianze risiede nella capacità di connettere il passato al presente e trasmettere temi quali la dignità umana, la tolleranza e la responsabilità, che sottolinea l'importanza di imparare dalla storia per evitare che simili atrocità possano ripetersi. Le testimonianze dei sopravvissuti mettono in luce non solo l'orrore della morte, ma anche le speranze in mezzo alla disperazione. Ricordare non è solo un tributo alle vittime, ma anche un dovere delle generazioni future, nella speranza che comprendano l'importanza della lotta contro l'odio e l'intolleranza e si assicuri che le atrocità contro l'umanità non si ripetano mai più. In questo contesto, l'educazione e la diffusione della memoria storica sono strumenti fondamentali per costruire un futuro di pace e rispetto reciproco. La voce dei sopravvissuti continua a risuonare, richiamandoci alla responsabilità di mantenere viva la memoria della Shoah. Io veramente faccio fatica a capire la crudeltà umana, non riesco a capirla, non mi entra, che continua con queste guerre, come dice Papa Francesco, a macchia di leopardo, che fanno tanti morti, ma muoiono i civili, quasi sempre persone che non hanno niente a che fare con la guerra, non hanno fatto niente, solo sono nate nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Questi giovani ragazzi che vanno con queste nuove armi incredibilmente potenti, che distruggono intere città, interi paesi, eppure si continua a sponsorizzare la guerra, le armi. Siamo il paese dove veramente le armi sono il PIL del paese, perché siamo il paese che produce più armi al mondo. Capite bene che no, faccio fatica poi ascoltando questi ragazzi che vorrebbero vivere un mondo di pace, veramente fanno orrore quello che hanno visto, che hanno toccato con mano grazie a questi insegnanti che li hanno portati a vedere, a toccare cos'è il silenzio che parla, che urla. Ho sentito l'odore, dicono ragazzi, perché hanno toccato con mano. Allora saluto anche Annalisa Bertazzon, che è arrivata. Grazie. Ecco, associazione Un Giorno per Emma, che voi conoscete. Però prima di dare la voce a Annalisa Bertazzon, come dico sempre tutte le mattine, noi andiamo a scuola, a Sveglia Veneti tutte le mattine, perché Patrizia Ferraro deve spiegare, sono due realtà che vanno spiegate. Prego Patrizia. Sì, è molto importante dire che esistevano i campi di sterminio per gli ebrei, e quindi insomma di questo si sa veramente molto, no? Perché la storia insomma si è sviluppata su questo argomento. Però è importante anche dire che esiste un'altra realtà, sempre durante la guerra e soprattutto dopo l'armistizio, che è la realtà di questi internati militari italiani, di cui si è veramente parlato pochissimo, che addirittura neanche nei libri di scuola esiste questa parte della nostra storia. Gli internati militari italiani, ripeto quello che avevo detto prima a chi ci sta ascoltando, sono quei militari che sono stati sorpresi dall'armistizio dell'8 settembre 1943 e quindi si sono trovati da essere alleati con Hitler e con i nazisti a essere nemici, e quindi in questo stato di confusione in cui non si riusciva a capire bene quale doveva essere l'atteggiamento dell'esercito italiano nei confronti dei nazisti, purtroppo questi soldati militari sono stati presi prigionieri, fatti montare sui carri bestiame e trasportate nei lager nazisti. Abbiamo Mirella da Riese, poi continuiamo sempre per il centralino. Vai Mirella.
Sì, ciao Mirella, Ciao. buongiorno a tutti. Allora volevo dire una storia che toccava a mio papà. Mio papà, io avevo 12 anni e mi raccontava la storia che le capita. Era prigioniero là in Germania, ma ha fatto una vita, mi ha detto, insomma piangeva perfino, che mi raccontava la storia che mangiava patate, mangiava erba e faceva buche profonde e dopo altro che adesso non mi ricordo più. Comunque ha fatto un periodo, detto, tremendo. Ogni anno guardava la televisione in bianco e nero, mi ricordo, e ogni volta piangeva. Basta, questo qua dico. Grazie Mirella, un'altra testimonianza importante, una guerra che continua a fare anche Annalisa Bertazzon per dare voce ogni giorno per Emma, questa ragazza invece che se l'ha messa tutta per cercare di vivere la quotidianità che avevano i suoi compagni, i suoi amici e la famiglia che la supporta. Non è una guerra anche questa, perché qualcuno mi ha detto e non puoi parlare di guerra Mirella, perché non è possibile parlare di guerra, no? Voi forse non vi rendete conto che invece è proprio una guerra per questi genitori, per queste famiglie. Grande, una e grande per vincerla battaglia. bisogna fare quante battaglie, Annalisa? Quotidiane. Com'è la situazione nel 2025 e cosa sta facendo Emma? Allora, Emma, diciamo che siamo molto fiduciosi del 2025. Spieghiamo anche magari per chi non conosce la storia di Annalisa Bertazzon e questa associazione Ogni giorno per Emma, prego. Allora, grazie sempre Mirella e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, nel 2010 veniamo a scoprire che Emma, che era un po' incerta nel cammino, ma una bambina assolutamente normale, diciamo, è affetta da questa grave e rara malattia che si chiama atassia di Friedreich. E da lì, prima è crollato il mondo, ovviamente, e poi abbiamo cercato di ricostruirlo passo dopo passo, cercando di stare a posto con la testa e con il cuore, e niente, ci siamo tirati sulle maniche. In quel momento non c'era niente, zero cure, zero anche conoscenza, molto poca di questa malattia, e abbiamo cominciato passo passo, fondato questa associazione, sono 15 anni quindi che combattiamo, raggiunto degli obiettivi, diciamo, non risolutivi perché qua la strada è ancora lunga, però di conoscenza, molto maggiore di conoscenza, facendo noi un sacco di eventi e poi anche collaborando con centri di eccellenza come i centri Medea, la nostra famiglia, in tutto il territorio veneto, con centri sempre di eccellenza, il Policlinico di Milano, l'Università di Padova, messo in piedi delle ricerche. Oggi c'è un paio di farmaci che sono nati per altre malattie ma che hanno dimostrato su studi ufficiali che abbiamo sostenuto noi che rallentano un po' la progressione, quindi il passo dopo passo di dare speranza di un futuro gestibile a questi ragazzi. Stiamo facendo un grande salto adesso, speriamo davvero di farlo. Nel 2025 dovrebbe il Policlinico di Milano, con il quale collaboriamo da molti anni, da una decina d'anni, portare in clinica sull'uomo uno studio molto innovativo del quale ho parlato molte volte, che sono le nanoparticelle d'oro. Ora nei laboratori del Policlinico, assieme a delle aziende, una americana e una tedesca, ma che una ha sede anche a Monza, stanno cercando, con tutte le approvazioni dell'Agenzia del Farmaco, quindi tutte cose ufficiali, di produrre proprio materialmente questo farmaco, questo composto di nanoparticelle d'oro per uso umano, quindi che speriamo di portare sull'uomo entro la fine del 2025. Per noi è una cosa che, cioè, se davvero va tutto come deve andare, mi creda, è la realizzazione di un sogno, di una fatica di tanti anni. Non eravamo neanche così convinti che ce l'avremmo fatta ad arrivare fin qua, quindi un po' mi emoziona dire questo. Questo è il grande salto. Poi, tornando nel dettaglio di Emma, allora Emma, vabbè, è laureata, 2 lauree, triennale e magistrale. Adesso è biologa nutrizionista, è aperto appunto ad aprire la partita IVA per l'esercizio della libera professione e sta lavorando bene, con soddisfazione, perché è proprio bravetta. Bravetta, brava, diciamo, più che bravetta. E poi, siccome ha fatto anche delle supplenze, perché lei è anche abilitata a insegnare un po' di materie scientifiche, ha fatto un po' di supplenze qua nel 2024 e a settembre è stata chiamata dall'Istituto Sansovino Obici di Oderzo. Sono i ragazzi che hanno fatto i video questa mattina. Sono veramente una scuola d'eccellenza, ovviamente
come tutte le scuole di oggi, con tante problematiche, però credo sia una scuola di eccellenza, bravissimo il preside, bravissimo tutto il team. Niente, è stata chiamata a insegnare scienze della terra e scienze biologiche e chimica nella parte del professionale all'OBC, e alla supplenza fino ad agosto, una supplenza annuale completa. Certo che con una mamma del genere si è proprio stimolare in continuazione, supportare non l'idea bisogna mollare di questa mai. ragazza che corre, non cammina, corre, anche se fa fatica, ma lei corre sempre anche più se non forte, cammina materialmente, cammina ma con la proprio testa. corre con la testa. Sì. Allora abbiamo parlato di alimentazione, Patrizia Ferraro, questa alimentazione che non c'era, avete visto le immagini che vediamo, eppure qualcuno ha il coraggio di dire che non è vero, che è tutta una farsa, che Allora, è tutta una bugia. in realtà, la storia non insegna, le immagini non insegnano. Prego, Patrizia. Quello che anche raccontava mio padre è che soffrivano tanto da fame, mancava il cibo, mancava anche alla popolazione, figuratevi a loro che erano prigionieri. E costretti a mangiare quello che c'era, patate, verze. Poi lui racconta anche in una pagina, sono costretto a mangiare una zuppa molto acida, ma non riesco a continuare, quindi nonostante la fame deve essere stata veramente cattiva. Quindi dovete sapere che gli internati militari italiani deportati nei lager sono stati circa 700.000, 40.000 circa non hanno fatto ritorno, sono morti là purtroppo di stenti, tra cui anche la fame, oltre chiaramente alle malattie, come possiamo immaginare, i bombardamenti. Anche ad Hannover è stata bombardata, quasi rasa al suolo nel 1944. Quindi alimentazione inesistente. È una cosa particolare che quando sono stati liberati, non parlo solo degli internati militari, ma tutti i prigionieri, gli ebrei, quelli che sono sopravvissuti, sono stati rifocillati, veniva dato loro da mangiare, ma siccome il loro stomaco si era talmente ristretto che non riuscivano a tenere, e tanti sono morti proprio per questo, perché non erano più abituati a mangiare. E quindi capite la situazione veramente tragica, no? In cui anche i traumi psicologici. Chiaramente i traumi psicologici, chi è anche stato sotto i bombardamenti era in uno stato di allarme continuo, perché lì c'erano allarmi, preallarmi continuamente, e soprattutto di notte, apposta, lo facevano apposta per indebolire la popolazione, no? Quindi loro, cioè, notti che non dormivano. Mio padre racconta spesso che era costretto a dormire appoggiato su uno stipite di una porta, per essere pronto a scappare in caso di bombardamento. Quindi potete immaginare anche questo problema quanto importante, quanto pesante fosse. Quindi la tensione nervosa continua, costante, non riuscivano a riposare. Quindi insomma le difficoltà erano molte. E infatti il libro di Primo Levi, Se questa è vita, la dice lunga su questa vita che facevano queste persone, ma soprattutto, come diceva Patrizia Ferraro, questi traumi che poi si porteranno per tutta la vita. Quando Liliana Segre dice quella bambina dentro di me c'è sempre, e finché sarò viva lei vivrà con me, non mi lascia un attimo, ecco, mi fa ricordare tutto il mio passato, ed è un passato terribile, e nonostante questo deve ancora lottare contro questa crudeltà che le viene fatta tutti i giorni da persone che veramente insospettabili, anche visto che la storia è storia. Ma si può essere così crudele? Diciamo che la cattiveria umana non ha limiti, no? Cioè ci sono persone che godono nel fare del male fine a se stesso. Purtroppo c'è anche questa categoria di persone. Annalisa? Questa cattiveria che anche tu hai provato portando avanti, facendo queste battaglie, non essere ascoltata. Sì, certo, non sicuramente a questi livelli, perché credo che chi ha passato e chi c'è ancora, Liliana Segre credo sia un esempio per tutti. Eddie Brooke, esatto, che e tutti gli altri grandissimi, che non nominiamo, che ce ne sono. Ovviamente noi citiamo gli esempi che conosciamo, perché chi purtroppo non c'è più, non abbiamo avuto, se non dai libri, ma questi libri si leggono sempre meno, mi sa, purtroppo. Allora, la cattiveria non me la so spiegare per come sono fatta io, per come vorrei vedere il mondo, però la percepisco, la sento anche a volte in cose banali, quello che c'è dentro l'indole umana.
c'è anche tanta bontà, però c'è anche tanta cattiveria, e altrimenti basta trovarne uno su un basta giorno, uno non è che fa per dobbiamo trovarne un cattivo tanti. fa per 1 milione di buoni, purtroppo. Io mi ricordo quella ragazza ipovedente che ha detto: sai Mirella, il parcheggio, uno mi ha gridato: ma dove vai in giro, stai a casa, non vedi che crei solo problemi. Sono ferite incredibili per queste persone che ce la stanno mettendo tutta proprio per superare di vivere una quotidianità che dovrebbe essere dovuta, e invece Annalisa non è così. Noi lo vediamo tutti i giorni. Tutti i giorni, lo so. Posso guardare un piccolo esempio proprio alla domenica mattina. La Emma riesce ad andare in piscina, nuoto libero, lei sa nuotare bene eccetera, e va qui alle Bandie, accompagnata ovviamente, da sola non ci va, però quando è in piscina lei non ha il problema del corpo, è libera come gli altri, solo che è un po' più lenta ovviamente nei movimenti. Ieri mattina, visto che pioveva, era affollata, perché di solito la fascia oraria di tarda mattinata non c'è mai nessuno alla domenica, e c'era qualcuno, uno in particolare, che l'ha addirittura spinta, perché voleva farsi largo nella corsia, lei stava nuotando, l'ha proprio buttata in là. Avete Vi rendete conto? Cioè, vi dico, almeno, chiunque sia la persona, non è tua la piscina, è di tutti. Al di là che lei fosse o non fosse disabile, magari non si percepiva perché stava nuotando. Ma queste sono le situazioni che dobbiamo veramente parlarne, perché ci sono. Cioè, la mamma degli ignoranti, dicono qua, ma che frase, che è sempre incinta, ma è una frase che continua. Purtroppo. E ripeto, basta che ne trovi uno per rovinarti la giornata, già tu fai una fatica incredibile. Anche a raccontare la storia, queste donne, questi uomini che ancora abbiamo la fortuna di avere, non li rispettiamo. Devono girare con la scorta per la stupidità, per la cattiveria e la crudeltà di non ammettere quello che è successo. Ma chi crede di essere questa donna? Patrizia, cosa vuoi? Io dico una cosa, cioè, essendo anche psicologa, chiaramente sono abbastanza attenta a queste dinamiche, e io sono fondamentalmente convinta che chi fa la cattiveria è chi colui ha veramente il problema. Cioè la cattiveria arriva da una frustrazione, da un problema di una persona, no? Che quindi ha bisogno di scaricare questa aggressività, questo problema sugli altri. Quindi il vero problema è chi fa la cattiveria, che deriva proprio da uno stato di frustrazione profondo. Ho capito, però chi lo incontra, questo frustrato, è un bel problema. Sì, è un bel problema, ma però credo che bisognerebbe, io penso anche ai social, no? Nei social veramente ci si insulta, ma anche a livello personale, cioè non è che si esprime un'idea, no, si insulta, perché è più facile farlo, no? Dietro, no? Senza farsi vedere. Ma perché avviene questo? Perché appunto c'è questa persona frustrata che ha bisogno di scaricare tutta l'aggressività. Ma chi subisce questa aggressione dovrebbe, secondo me, anche impararla a ridimensionarla e a gestirla, no? E a vedere la cosa da un'altra prospettiva. Non partire subito dal sentirsi offeso, ma dire: guarda, questo qui, insomma, poverino, vabbè, non è che non devo difendermi, è chiaro che devo difendere, ma non ne devo avere eccessiva paura. Stefano da Mantova, ciao Stefano. Buongiorno signora Mirella, io sono Stefano Ferraro di Mantova. I miei nonni sono partiti da Treviso, Padova, e sono venuti a Mantova perché non avevano da mangiare. Una famiglia sola era formata da 36 persone. Il mio nonno è venuto qua sul Veneto, a Verona, d'inverno, e gli è andato il mugnaio, gli è dato da mangiare a 36 persone. Gli ha detto: quando in primavera, in estate, prenderai i soldi del grano, me lo pagherai. Ha salvato 36 persone. Dopo, su una cosa lì, c'avevo uno zio che è stato prigioniero in Germania, e finché quando da giovane, che avevo 10-12 anni, mi raccontava che andava a prendere le bucce delle patate per mangiare, e queste cose adesso sono morti, però ti rimangono. Solo che c'è una cosa, che quando vedo anche la televisione come ci fanno vedere la situazione delle persone che in quel momento là, dovremmo un po' capire meglio cosa hanno sofferto i nostri antenati.
e quindi dovremmo essere tutti un po' più buoni, perché adesso c'è una grande cattiveria. Grazie Mirella. Grazie a te caro Stefano, ecco i ricordi, la cattiveria, la rabbia, c'è tanta rabbia, perché lei, Ferraro è anche psicologa, cos'è la rabbia? Perché tutta questa rabbia? La vediamo anche nelle varie fasce di età, ecco anche questa rabbia contro il diverso, questa rabbia contro il fragile, ecco l'ha detto ieri mia figlia è stata veramente trattata in malo modo, ma cos'è sta storia, prego? Perché c'è troppo spazio per la rabbia. Se noi invece avessimo altri problemi di sopravvivenza, no? Dovremmo pensare ad altre cose. Provi a immaginare, no? Un prigioniero, no? In queste situazioni qua doveva ogni giorno pensare alla sopravvivenza, come trovo il mangiare, posso dormire, oggi ci saranno i bombardamenti, troverò qualcuno, qualche aguzzino, qualche guardia che magari mi tratterà male, mi bastonerà. Scrivo magari il diario. Scrivo il diario. Non c'era spazio, non c'era assolutamente spazio. Mio padre stesso dice, non ha mai provato rabbia o rancore nei confronti di queste persone che comunque gli hanno rovinato la vita. Non l'ha mai manifestato questo. Certo, alle volte, magari anche nei suoi diari, è capitato che aveva incontrato un tedesco e l'istinto c'era di prenderlo a pugni, però poi ha detto no, non lo faccio, perché comunque anche loro hanno vissuto, la popolazione ha vissuto momenti difficili. Non pensiate che tutti i tedeschi erano con Hitler, con i nazisti. Mio padre ha trovato una famiglia che l'ha aiutato dopo che è stato liberato, che non erano assolutamente nazisti con Hitler, l'hanno aiutato, l'hanno accolto a casa propria. Quindi lui aveva anche questa prospettiva, cioè il popolo tedesco è vero che era fatto di aguzzini, di gente cattiva, di gente sbagliata, ma era fatto anche di gente che magari aveva il figlio in guerra, aveva il marito in guerra e che vivevano la stessa cosa che viveva la sua famiglia a casa. Sì, però le immagini che vediamo, questi aguzzini, che non è perché tu hai questo prigioniero che lo devi trattare con tanta crudeltà, anche perché è un prigioniero che non può difendersi, è una persona inerte. Allora questa crudeltà... per quello, è più facile, no? Trattare male una persona che non può difendersi. Ma tu sei figlio, hai genitori a casa, potrebbero essere i tuoi genitori, potrebbero essere i tuoi figli, come si fa a essere così crudeli? Cioè puoi trattarli in maniera diversa. Diciamo che comunque gli aguzzini, le guardie avevano degli ordini ben precisi, erano inquadrati. È come se loro non ragionassero sulle cose, per loro era una cosa normale questa, non provavano emozioni, erano talmente inquadrati che non si rendevano neanche conto di quello che facevano. E infatti poi quando ci sono state le liberazioni dei campi, lì c'è stato il momento della consapevolezza. Più di qualcuno ha detto, mamma mia, ma cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo avuto il coraggio di fare? Quindi la mancanza di consapevolezza purtroppo è un grosso problema, soprattutto quando una persona è inquadrata con degli ordini ben precisi e anche ha paura, perché chiaramente chi eseguiva gli ordini aveva paura, non poteva fare altrimenti. Annalisa Bertazzon, cos'è la paura? Hai mai avuto paura? Ma mai avuto paura? Il coraggio di affrontare una realtà che fa male, che devi superare, devi alzare l'asticella, prego. La paura... Vediamo anche le immagini che ha portato Annalisa Bertazzon, per cortesia, queste immagini che fanno capire di cosa stiamo parlando, prego. Allora, la paura è insita nell'indole umana, cioè è come il sentimento di gioia, di felicità, è la paura. Beh, certo che la paura fa parte di noi sempre, perché viviamo comunque appesi a un filo, cioè voglio dire, una malattia dove ogni giorno puoi rischiare, perché... Qui cosa stiamo vedendo? Scusa, ma devo correre. Allora, qua se non sbaglio, queste sono immagini di 2023, qua siamo a Firenze, abbiamo fatto un grande evento a Firenze nel 2023,
Firenze Solidale con una lotteria, qua è tutto il gruppo, avevamo più di 100 volontari che sono venuti ad aiutarci. Diciamo qual è anche Emma per chi non la conosce. Qui, quella che ha la carrozzina verde, c'è del verde lì attorno, sì. Esatto, eccola là. Qua siamo con i pinguini tattici nucleari perché c'era il concerto dei pinguini tattici e hanno abbinato al nostro evento. È stato molto bello, è veramente una città che si è mossa per la nostra associazione. Lì c'è una ragazza molto brava che lavora al consigliere al Comune di Firenze e dalla tassia di Friedrich. Questo ci ha portato a incontrare poi la città di Firenze. Lei si è data molto da fare, si sta dando da fare anche. Rifaremo questo evento l'anno prossimo probabilmente. Cosa vuol dire toccare con mano anche altre realtà? Vedere che ci sono tanti ragazzi come la tua Emma, tante mamme, tanti papà che vivono questa situazione ma cercano di rimboccarsi le maniche per dare un futuro migliore, cercare di aiutare, centrare l'obiettivo con la scuola, con lo sport, con l'amicizia, vedere il mondo anche se molto faticoso perché vediamo le strutture che abbiamo. Prego Annalisa. Allora, noi siamo un po' in contatto, non con tutte perché anche se sembra che è rara, la malattia stima almeno 2000 casi in Italia, quindi non li conosco tutti i 2000. Ne conosco qualche centinaio, sì, di persona, anche perché noi con un progetto che abbiamo messo in piedi, Territori Solidali, giriamo tutta Italia dove ci chiamano, dove c'è qualche famiglia che appunto si tira sulle maniche per correre con noi, perché alla fine il problema è nostro, non nostro solo famiglia, è nostro. Si fa squadra. Si fa squadra, non è facile, non tutti reagiscono così perché c'è chi tenta di chiudersi e di aspettare, diciamo, il miracolo. Però bisogna, dopo, rispetto per tutti ovviamente, perché ognuno ha il suo modo di vedere. Per quanto riguarda i figli, diciamo che rispetto a una decina di anni fa, quando noi eravamo partiti da poco, dove si tendeva appunto ad avere questo atteggiamento, le famiglie questo atteggiamento, anche noi forse all'inizio, protettivo, perché se fa questo può rischiare così, se fa quello può rischiare, cioè non li butti nel mondo, ovviamente con le dovute precauzioni, perché temi che, e questo non ha favorito la crescita, diciamo, di queste persone, crescita nel senso sociale. E poi invece, diciamo, le famiglie, chiamiamoci di ultima generazione, io e tanti altri, invece sti figli li vogliamo proprio giustamente inserire nel mondo perché hanno le capacità, le competenze, la cultura e la voglia. E sono famiglie che stanno cambiando, ovviamente non è semplice, devi avere sempre una squadra dietro. Però ci sono. Ci siamo. Abbiamo Giusy, ciao Giusy, veloce, grazie. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, Sami Modiano ha vissuto per 60 anni con quel tormento nel cuore e nasce a Rodi da una famiglia italiana all'epoca italiana, insomma, a Rodi. E ha vissuto per 60 anni con quella cosa nello stomaco. È anche bravo quel cuore aver resistito 60 anni senza parlare di nessuno. E vive ancora. Di 60 anni ha tenuto con sé. Vi saluto. Ecco, non parlare, cercare di dimenticare, cosa non semplice, prima o dopo riuscirai a tirare fuori questa cosa che hai dentro di te, che devi finalmente parlarne. Come ci saluti? Perché siamo ormai in chiusura, Patrizia Ferraro, con quali parole? Vi saluterei con una brevissima lettura tratta dai diari, proprio che racconta brevissimamente, con frasi molto brevi, la partenza. 1943, lunedì 13 settembre. Si parte, preparo i bagagli, si spera di andare a casa. Prime notizie a 150 chilometri. Distribuzione pane, partenza, pianti popolazione. Valigie, pacchi, zaini si lasciano man mano che pesano. Consegna di bigliettini con indirizzo. Fughe allievi vestiti da ferrovieri. Vagone bestiame numero 38, gallette e scatolette. Si parte alle 15:30, Vicenza, Verona. Dormita sulle tavole in vagone chiuso, feriti lungo la strada. E questa è stata la partenza, l'inizio della storia di mio padre. Che messaggio vuoi dare questa mattina? Cosa vorresti dire ai potenti della terra? I potenti della terra, mamma mia, che domande difficili e impegnative.
E i potenti della terra dovrebbero soprattutto conoscere la realtà delle persone, la realtà quotidiana, perché solo così si può governare e si può gestire al meglio la popolazione, no? E quindi cercare di soddisfare i bisogni, i principali bisogni, e quindi creare anche benessere, no? Perché comunque per una popolazione il benessere è importante, ma senza esagerare, perché l'eccessivo benessere crea problemi, no? Poi si dà spazio a cose che non si dovrebbe... Toglie il valore. Toglie il valore. Io credo che la cosa importante per vivere bene, essere soddisfatti, è cercare di conquistarsi le cose. E mando un messaggio anche ai genitori: non date tutto a questi ragazzi, cercate che soffrano, tra virgolette, un pochino anche loro, e che lottino per conquistare le cose, perché le cose non devono mai essere scontate, ma devono essere conquistate. Grazie a Patrizia Grazie Ferraro, a voi, grazie grazie veramente, a voi. ricordiamo questo libro bellissimo, fallo vedere. La Luna Patrizia. di Hannover, i diari di mio padre. Che questa sera? Stasera vi aspettiamo a Maserata sul Piave, alla Biblioteca Comunale, alle 9. Vi aspettiamo e vi racconteremo alle 21, allora. alle ore 21, sì, per raccontare questa storia. Grazie. Grazie. Sentiamo come ci saluta Annalisa Bertazzò. Ecco, che messaggio vuoi dare questa mattina, Annalisa? Allora, il messaggio è quello appunto di un 2025 positivo, che auguro a Ricordiamo tutti. anche il calendario, guardate, anche quest'anno è arrivato il calendario. Il gatto Eccolo calendario. Che non manca mai. Non manca mai, ormai sono 5 anni che lo facciamo. Racconta, oltre a essere un calendario, racconta anche un po' di noi, perché c'è sempre qualcosa di nostro dentro. E ringrazio anche l'amico che ce lo prepara, che lo fa, che è Remo Baldo, che proprio sta già pensando a quello del 2026, che sarà sempre nuovo, diverso, una grafica magari cambiata, che ci aiuta, perché poi lo vendiamo ovviamente per beneficenza. Sentite come apre questo calendario: vorrei delle previsioni certe per il 2025, eccole, sarà un anno che seguirà il 2024 e precederà il 2026. Perciò con queste parole chiudo, vi lascio con questa canzone struggente di questi bambini che andavano nelle camere a gas, nei forni crematori, cantando, inconsapevoli di quello che sarebbe il loro successo. Non sarebbero più tornati, non avrebbero più vissuto. Grazie ai miei ospiti. Grazie, e chiudiamo grazie. con questa canzone, perché è giusto e doveroso ricordare.